bellissimo questo brano dei solisti veneti, bellissimo anche quello che abbiamo visto, questi teatri meravigliosi che abbiamo. Penso che l'Italia sia proprio la regina dell'arte, della bellezza. Eppure qualcuno non lo capisce, continua a investire in cose che non servono, invece di investire nella cultura, che salverà i nostri ragazzi, perché guardate che i nostri ragazzi, i nostri giovani, li salveremo solo con la cultura e la bellezza e l'ascolto. Saluto i miei ospiti graditi, però saluto prima sempre una donna, che è Morena Martini. Buongiorno! Zio Canarin, buongiorno! Buongiorno, ce l'abbiamo fatta, zio Canarin, eh? Grazie cara Morena Martini. È un piacere veramente vederti con Morena, non riesco a dare del lei perché siamo veramente molto unite, lei è una persona molto per bene, molto sensibile, ce l'ha fatta perché ha resistito anche in un mondo politico molto difficile. Complimenti veramente, tu sai che Sveglia Veneti ti vuole bene Morena, e perciò grazie veramente. La prossima volta vengo di persona, sai? Vai tranquilla. Alla vigilia avevo un po' di problemi, insomma a casa non mi hanno vista gli ultimi 2 mesi, sono stata inesistente. E allora ti presento anche un ospite che tu conosci già, penso. Guarda chi c'è, guarda adesso Forcolin, lo conosci Forcolin? L'avvocato Luca. Certo, ciao. Vicepresidente di Forza Italia, non lo conosci, vero Forcolin? Certo. Però ti presento anche l'avvocato Luca Pavaretto, che fa parte anche di Veneti Schiacciati dalla crisi, del direttivo. Se non ci fosse, Mirella dovrebbe inventarlo perché pare i colpi, sai, i colpi gobi che arrivano alla Mirella. Ecco, fortunatamente, ecco, questo avvocato, e saluto anche sua figlia Isabella Pavanetto, che fa parte anche lei del direttivo di Veneti. Però permettetevi anche di ringraziare tutti i volontari e anche tutte quelle persone che sotto la pioggia mi hanno appena telefonato, c'è una coda pazzesca in provincia, poi sono andati a prendere la borsa di Natale, il regalo di Natale, perciò io ringrazio veramente tutti i miei volontari, ma non sono i volontari, tutto il mondo del volontariato, che anche in questi giorni di festa rinunciano alla loro privacy, alla loro allegria per aiutare gli altri. Guardate che sono tanti, sono persone silenziose e daranno l'opportunità di fare un Natale dignitoso, un Natale di misericordia, come spiegheremo dopo, a queste persone. Allora, Morena Martini, com'è l'orizzonte in regione? Che profumo tira? Di pesce, di carne, di dolci? Io sono stata fortunata perché sono stata la prima dei non eletti. Aspetta un attimo che qua suona il telefono. La prima dei non eletti, sono subentrata perché è stato dato l'assessorato alla persona che era prima di me, quindi sono arrivata un po' dopo degli altri. Per me è tutto nuovo perché sono stata sindaco, sono andata sia a Palazzo Ferrofini che a Palazzo Balbi da sindaco, ma la cosa è tutta un'altra cosa, ci sarà tempo per imparare, non mi fa paura lavorare. E lo stupore è legato a queste deleghe, a questa figura di consigliere delegato che ha introdotto il nostro presidente Stefani, e quindi mi occuperò prevalentemente di avvicinare i giovani alla politica. Come? Ci stiamo inventando tutto, mi sono già messa al lavoro, già fatto delle ricerche e spero di consegnare al presidente. Si è bloccata. Allora sentiamo anche il vicepresidente di Forza Italia della provincia di Venezia, Gianluca Forcolin. Ecco, che consigli darebbe? Lei conosce molto bene queste stanze della regione dove noi non arriviamo, è difficile arrivare in regione, guardate, ve lo dice la Mirella, è molto difficile. Vedremo se le cose cambieranno. Però soprattutto questo profumo che si respira, che dovrebbe essere un profumo di ascolto, ma di ascolto da parte di quelli che veramente stanno cercando di dare al territorio.
territorio. Ecco, forse io sono convinta che la Regione, mi scuserà anche Forcolin, deve cambiare registro, nel senso che deve rivedere soprattutto il mondo del volontariato. Mondo del volontariato che hanno fatto un grande minestrone, adesso siamo RUNTS, sappiamo, cambiamo nome, ma dove paghiamo per fare i volontari, nonostante nella pandemia abbiamo rischiato noi, eravamo noi che uscivamo a portare le borse, le medicine alle persone a casa che non potevano uscire, eppure la politica che ha bisogno del volontariato, che quando serve alza o il cellulare o chiama e il volontario arriva, forse abbiamo un po' troppo viziato la politica. Cominciamo forse a capire che dobbiamo farci sentire di più, farci rispettare di più, perché lo meritiamo. Non possiamo girare col commercialista, l'avvocato, il notaio per fare i volontari, stage che non servono a niente, soldi buttati, perché alla fine dimmi chi sei e ti dirò dove andrai, o sbaglio? Forcolin? No, ma il mondo del volontariato, il mondo del terzo settore, l'hai detto più volte, insomma è il cuore pulsante fra l'altro delle nostre attività, della nostra vita quotidiana in Veneto come in tutto il sistema paese. Chiaro che proviamo a pensare a una pubblica amministrazione senza il volontariato, cioè sarebbe una macchina fredda che può dare qualche contributo, può mettere in piedi qualche bando, può mettere a disposizione qualche atto legislativo, ma poi il cuore pulsante, come hai detto te, lo fanno le persone, lo fa chi oggi invece di festeggiare in famiglia è a consegnare dei doni, è a portare dei pacchi natalizi per dare dignità a chi sta attraversando un periodo della propria vita di assoluto disagio e di difficoltà, quindi questo non ha prezzo, no? E quindi la politica deve ripagare queste persone attraverso atti legislativi prevalentemente che consentano di operare nel miglior modo possibile. La riforma del terzo settore è stata una sciagura, cioè se io penso che il volontariato non è poi solo legato al volontariato sociale, pensa agli allenatori di calcio piuttosto che quelli che hanno dietro col pulmino che ti portano i bambini all'allenamento, la signora che pulisce gli spogliatoi, che ti lava le maglie e che ti fa le lavatrici, quindi per mettere nelle condizioni la squadra. I nonni vigili, tutto questo mondo qua che oggi deve funzionare con un co-co-co, con una collaborazione coordinata e continuativa, come dicevi giustamente, deve andare dal commercialista, dal consulente del lavoro, deve avere la burocrazia che colpisce ormai come costo prevalente di quel bilancio che invece dovrebbe essere destinato al sociale, alla vera attività, al vero core business della mia funzione, no? Invece lo metto negli atti e nella burocrazia. Questo sta uccidendo anche un patrimonio, perché al di là del fatto che non tornano poi i conti perché vanno buttati nel cestino attraverso questi atti che diventano burocrazia pura, ma mi manca poi la vera risorsa per alimentare la società. Io vedo nel mio studio che nel mio piccolo le piccole associazioni culturali di volontariato stanno morendo, rimangono quelle strutturate perché si affiliano ovviamente alla casa madre e quindi diventa un atto anche di burocrazia che viene gestito dall'alto, ma la piccola associazione che era nata per dare un ristoro, per dare un aiuto, per dare un piccolo contributo all'attività amministrativa di quel comune, a quel sindaco, ha chiuso perché non ce la fa più e quindi hai perso quel patrimonio di persone, di cuore, come dicevamo prima, che sono a disposizione ma non hanno più una loro casa. Ecco, la politica deve risolvere questo tipo di problemi. Prima di dare la parola all'avvocato Luca Pavanetto, sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia, se no mi cade la linea. Vai Rinaldo! Rinaldo? Pronto? Non lo sento. Allora, intanto che riprendiamo la linea con Rinaldo, avvocato Pavanetto, cosa dice lei? Questo mondo del volontariato che deve veramente essere accompagnato. Pronto? Si torna a bere il caffè come al solito? Rinaldo? Mirella, ti mi senti? Sì, ti sento. Ecco, brava. Allora, auguri a tutti quanti. Grazie. A tutti i volontari, a tutti quelli che danno la mano e a tutti gli uomini di buona volontà, che ne siete tanti. Quanto riguarda la Regione credo che ha fatto nuovo. Speriamo che faccia il 10% di quello che ha promesso, perché noi sei quella bocca che fa tutto, però qui i fatti è un'altra roba. Mi venevo tanti anni, sono passati dappertutto, per tutte le politiche, per tutto quello che vuoi. E purtroppo la vita reale c'è un'altra roba bella. È il Natale, c'è finto. Un giorno di Natale è un'illusione per la povera gente. Gli che danno la pagnocca, il panettone, quello che ti vuoi, e dopo il giorno di Dio si compaiono. E già stessi problemi.
bisogna dargli una casa, dargli un aiuto, come che ti fa dire che ti aiuti, ti chiami, ti gli dai in mano e c'è un'altra roba. Comunque Miro è buona volontà e buone idee che ha. Spero per tutti i giovani e per tutti chi ha bisogno che tutte queste belle robe vadano in porto. Ti faccio tanti auguri a te e ti ringrazio per quei 4 anni che ti mi fa compagnia. Grazie per quello che ti fa per tutti. Cari, questa è la grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta. Avvocato Pavaneto, questo dipende anche non solo dalla Mirella, è quel meccanismo che si è creato attorno a questa grande famiglia. Ecco, ringrazio veramente per il 5 per 1000 e lei sa, perché è tutto chiaro e loro lo vedono, la trasparenza viene premiata, nel senso dice: ah, tu visto che ho visto finalmente a chi che va i soldi. Cos'è la trasparenza, avvocato? In un momento molto drammatico invece per la burocrazia, per il sottobosco, per il sommerso, che tutti danno, tutti ricevono, ma alla fine non vedi. Ecco, oppure abbiamo raccolto, ma dopo cosa abbiamo fatto? Dare e avere. Prego, avvocato Pavaneto. Allora, per me la trasparenza è la correttezza sostanziale, nel senso che i rapporti devono essere improntati a reciproca correttezza, nel senso che se io faccio un versamento, se io faccio una donazione, è giusto che io veda l'utente finale di questa donazione e quindi va proprio reimpostato il sistema. In merito a quello che stiamo vivendo e che io e te osserviamo tutti i giorni, è molto semplice dire che ormai siamo in uno Stato che è sempre più burocratizzato, ci impastoiano con una montagna di norme che alla fin fine hanno l'effetto pratico di impedirti di poter fare concretamente quella che è la tua mission. Se la mission è aiutare la gente in sofferenza, lasciamelo fare. Mettimi tutti i controlli del caso, ma lasciamelo fare, non impedirmi sistematicamente con norme che mi impongono di mettermi in un determinato registro, di farmi controllare dall'uno, di farmi controllare dall'altro. D'altronde lo sappiamo, più lo Stato è lontano dai cittadini, più i cittadini soffrono, e qua non hanno capito che gli unici che sono in grado di colmare questa distanza Stato-cittadino sono proprio le associazioni. E loro cos'è che fanno? Invece di agevolarle, trovano sempre il sistema, perché stiamo andando verso uno Stato, secondo me, autocratico, uno Stato che è sempre più centralizzato e perde di vista, e non vorrei che capitasse alla nostra regione che aveva esempi nobilissimi di questo tipo, perde di vista l'ultimo, perde di vista il cittadino, che sia un cittadino veneto, calabrese, romano, di questo tipo, ma il cittadino non va mai perso di vista, perché è il cittadino l'humus di questa società. Avvocato Pavaneto, non pensa forse che la politica si serve di questa arma terribile che è la burocrazia per fermare dei progetti buoni, per cercare anche di non dare risposta economica soprattutto a quelle enti, a quelle associazioni invece che avrebbero diritto di proseguire, come dice lei, questo lavoro veramente dignitoso, rispettoso, che cercano di dare alla comunità, proprio perché la destinazione è alta. Noi abbiamo visto, avvocato Pavaneto, i fondi del PNRR che erano stati destinati al terzo settore, come sono stati deviati. Al settore è arrivato pochissimo. Perché? Perché col cemento arrivi subito, ti do il progetto, faccio un bel disegno e là arrivano i soldi. Mentre nel terzo settore, là devi dare delle risposte a un mondo che se non conosci fai fatica a capire l'importanza. Per questo dico che ci vorrebbe la meritocrazia, specialmente i ruoli molto importanti. Ecco, Morena Martini, ad esempio, avvocato, ricoprirà un ruolo politiche giovanili. Ma è giusto? Perché ha sempre trattato questo? È insegnante, è una docente? Si è sempre confrontata col mondo dei giovani, perciò io penso che la meritocrazia potrebbe uccidere anche la burocrazia. L'abbiamo vista col Ponte Morandi, se si vuole, certo, la burocrazia si supera. Prego, avvocato, poi sentiamo Morena. Sì, ecco, per quanto riguarda la politica dei giovani mi fa molto piacere l'ospite che c'è stamattina, perché poi quando si leggono i giornali, che sono quelli che poi servono anche a far sì che ognuno di noi si faccia un'idea propria di come sta andando questo nostro mondo civile, politico e via cantante, potremmo anche dire una cosa di questo tipo: il progetto di cui si discute di un servizio civile
utile per i giovani, io lo vedo come un qualcosa di molto positivo, perché che fossero 6 mesi, fossero 8 mesi, magari l'anno no, ma un 6 mesi in cui un giovane effettivamente si presta a fare un qualcosa di utile, ma lo vedo anche nella pratica professionale, perché spesso per qualche scorciatoia di pena ti rivolgi a quelle associazioni che magari riescono a far scontare, passatemi il termine, a questi giovani che magari commettono degli sbagli importanti ma anche veniali. Io vedo che quando fanno poi il servizio civile o fanno un affidamento in prova o comunque svolgono qualche attività, li vedi contenti alla fine, perché fai toccare loro una realtà che secondo me è tenuta distante proprio da una politica che non è più una politica degli ultimi o una politica del cittadino, è una politica che si fa ad alti livelli. Ma... Giusy, vai Giusy. Buongiorno a tutti quanti e complimenti all'assessore Morena Martini. Allora Mirella, una mia amica mi ha telefonato stamattina che a sua dottoressa, quella di famiglia, da ieri le è arrivata una lettera dalla ASL che rimane fino al 31 dicembre. La lettera le è arrivata ieri 23 dicembre, sicché per la fine del 31 la dottoressa avrebbe 5 giorni lavorativi, perché ci sono tutte le feste, che poi non è che venga tutti i giorni in questi 5 giorni. Dottoressa Martini, quanto tempo prima deve avvisare i suoi pazienti un dottore? Quanto tempo prima? Perché ha dovuto fare una email alla ASL e per fortuna dopo 10 minuti le è arrivata la risposta che c'è una dottoressa in questo paese libera, se vuole andare da lei. Ma dottoressa, ho capito tutta questa cosa qua, però noi diversamente giovani, chi non ha figli e che ha qualcuno che può farle tutte queste cose qua, questi anziani, questi diversamente giovani che diciamo noi sempre, come si fa a fare tutto questo ambaradan? Perché a mandare una lettera, la dottoressa dirle che fra 5 giorni va in pensione e fra 5 giorni, fra 7-8 giorni, ma 5 giorni lavorativi, ma che poi non è tutti i giorni. La ringrazio dottoressa e tanti auguri. Giusy, guarda che è politica giovanile, non politiche diversamente giovani, una povera Morena Martini che deve ancora iniziare. Allora Morena, prima di rispondere alla nostra Giusy, che giustamente poi dirai quello che vuoi, io ti ho invitato stamattina perché il 5, spero che tu veramente ci sia, il 5 di gennaio ti ho mandato anche la locandina, ci sarà questo musical, Mercy, Misericordia, che vuol dire, perché spieghiamo bene anche a casa, che sarà interpretato da questo gruppo meraviglioso di ragazzi giovani sul testo e sulle parole di Papa Francesco, autorizzato da Papa Francesco. È stato lui che ha detto a questi ragazzi: continuate con questo messaggio di speranza e di misericordia. Io l'ho visto, Morena, e ti dico la verità, mi sono venuti i brividi, perché ho visto i nostri giovani, quelli belli, quelli che abbiamo e che non li vedono mai, perché che facciamo vedere sono sempre gli esempi, quelli negativi, non gli esempi positivi. E invece questi ragazzi raccontano la storia, raccontano il mondo della bellezza, dell'umanità, della misericordia, e sono questi giovani che danno questo messaggio di pace, di speranza. Ecco, io spero che questo spettacolo, che è itinerante, girerà l'Italia, verrà letta anche la lettera di Papa Francesco che ha scritto assieme a questo scrittore che sarà presente, proprio per far capire agli uomini l'importanza del mondo dei giovani. Di ascoltare questi giovani, sono loro che percorreranno questo cammino portando la pace e la misericordia. Non so se è saltata Morena, ho capito di essere invitata, sei già saltata, eccola qua. Sei saltata, hai sentito quello che ho detto, Morena? So che c'è il concerto il 5, poi non ho sentito niente. Allora, è un musical, non è un concerto, autorizzato da Papa Francesco, scritto sulle parole sul libro che ha lasciato Papa Francesco,
per dare un messaggio di misericordia e di pace. I giovani sarete voi, ha detto Papa Francesco, che percorrerete questo cammino, che lascerete questa impronta di misericordia, di pace, e lo trovo una cosa bellissima. Rispetto agli esempi negativi che abbiamo tutti i giorni, ecco, quelli che non vogliamo vedere ma che ci fanno vedere, invece di far vedere questi ragazzi che studiano, che si allenano, che vivono anche nella bellezza. Perciò Morena Martini, ti prego, se sei libera, partecipa, perché sarà molto importante anche per te. Sono tantissimi, come hai visto, non so se hai ancora visto la locandina che ti ho mandato, perché sarà un musical itinerante che girerà l'Italia, mandando questo segnale fatto dai giovani per i giovani. Prego Morena. Allora, innanzitutto ti dico già che ci sarò. Grazie. E dovevo risponderti in questi giorni. Poi alla signora molto velocemente dico che la dottoressa, nelle more del tempo che aveva, doveva pensarci per tempo, magari anche solo mettendo un cartello fuori, no, dal suo ufficio. Ma lì è questione di buon senso. Tante volte queste persone, magari troppo prese dal loro lavoro, non pensano agli ultimi, cioè non pensano alle persone anziane che non hanno internet, che non hanno la possibilità di capire e di sapere che il proprio medico va in pensione. Per quanto riguarda i giovani, il lavoro da fare è tantissimo e, come dici Mirella, fa più rumore l'albero che cade che la foresta che cresce, ma noi abbiamo foreste di giovani bravissimi, di giovani che si applicano, che frequentano le associazioni di volontariato, ce ne sono veramente tanti. La cosa che dobbiamo riuscire a fare è quella di intercettarli per farli diventare i futuri politici. Io nelle mie classi dicevo sempre: guardate, dentro questa classe ci potrà essere il prossimo sindaco del proprio comune, piuttosto che il proprio consigliere o assessore. Avvicinatevi a chi decide per voi, no? E allora, quando facevo questi discorsi apartitici, perché la cosa importante che ha detto il nostro presidente è stata questa, che non si deve fare proselitismo. Non è questa l'intenzione del mio assessorato, cioè di fare proselitismo per il partito a cui appartengo, ma è di fare proselitismo per avvicinare i ragazzi a capire che nel momento in cui saranno dei giovani adulti potranno veramente incidere nella società se si occuperanno di politica. E la politica non è una brutta cosa, come dice la gente: politica fa schifo, no, fanno schifo le persone che non sono per bene e che si occupano di politica, ma la politica è ancora quella grandissima opportunità e occasione della vita che può far star bene la gente, deve essere fatta da persone per bene, e noi vorremmo individuarle nei giovani adulti che si apprestano a vivere la propria vita. La disillusione alla politica l'abbiamo data noi, l'hanno data le mie generazioni, ecco, questo è stato lo sbaglio. Paola da Padova, Morena, se non mi cade la linea, vai Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Approfitto dei tuoi ospiti per chiedere e per chiedermi e per chiedere soprattutto come mai si è pensato alle politiche giovanili per i giovani e non a delle politiche per diversamente giovani, diversamente abili, che fino a prova contraria siamo quelli più deboli, perché non c'è né la forza né la gioventù, né il corpo non risponde. Quindi perché non attuare? Sì, sono contenta che Stefani abbia fatto la visita il primo giorno nella casa di riposo, ma se non mette in pratica, cioè soprattutto il co-housing dei posti che noi ci paghiamo il nostro affitto, ma se siamo senza ascensore, se un disabile vuole mettersi una sedia per le scale deve spendere 30.000 euro. Chiaro che poi ti danno nei 10 anni il 50-60%, però bisogna avere i 30.000 euro. Cioè, perché non una persona per le persone che fino a prova contraria sono i più bisognosi di attenzione, perché non c'è né la salute né altro. E poi, se mi permetti, anche in regione stessa, per quanto riguarda il volontariato, non solo bisogna spendere, ma ricordo o sottolineo che chi si occupa di animali si paga i conti dei veterinari, trovi un animale ferito, l'USL,
apre dal lunedì al venerdì, ma di solito le cose succedono de festa, de notte, devi andare tu nella clinica privata, star senza mangiare perché non puoi lasciare l'animale ferito. Quindi anche lì bisognerebbe veramente mettere mano, perché oltre alla sofferenza, al tempo e tutto, bisogna anche pagarsi i conti dei veterinari, che sono vergognosi. Con questo vi auguro tanta serenità e buona giornata a tutti. Grazie mille. Anche a te, cara Paola. Allora, Forcolin, politiche giovanili, politiche diversamente giovani. Prego, lei ha avuto un assessorato importante, l'assessorato al bilancio di Regione, prego. Intanto fa piacere che siamo tornati a una giunta di 10 assessori e quindi è stato spacchettato quel tema dell'assessorato al sociale rispetto alla sanità, no? Fino alla scorsa legislatura l'assessore alla sanità era anche assessore al sociale, e invece il sociale, giustamente come è stato detto da chi è intervenuto poc'anzi, è un tema assolutamente fondamentale, soprattutto perché i veneti, ma il sistema, ripeto, paese, è un'età sempre più avanzata, nascono sempre meno bambini, quindi di fatto diventa una delega fondamentale, e il prossimo bilancio di previsione, mi pare di aver capito, dovrà toccare con una certa sensibilità tutti gli effetti della telefonata di prima, quindi bandi che diano risposte concrete, risorse che non possano essere procrastinate, perché giustamente poi c'è il risparmio del 50%, 65%, ma giustamente chi ha telefonato dice sì, io intanto però la fattura devo pagarla subito, poi vado in detrazione per 10 anni, magari ho 80 anni, non so neanche se ci sarò fra 10 anni, no? Quindi su questo tipo di investimenti deve intervenire la politica, ma ripeto, in questo caso la delega c'è, è stata messa in modo autonomo e spacchettato dalla sanità, perché deve essere assolutamente concentrata sui temi che sono stati evidenziati sugli anziani. Altra cosa è quella della delega alle politiche giovanili, perché il dato allarmante è quello che se non si mette mano e non si tocca assieme appunto alla politica regionale questo tema, ci troveremo che fra 10 anni forse andrà a votare il 15-20% dei cittadini, perché già oggi le elezioni del 23 di novembre hanno portato sotto soglia del 50%, che è una soglia già allarmante, ma i dati ci dicono che oltre il 70% dei giovani non va a votare. Il voto si ha dai 50 anni in su praticamente, no? Quindi è chiaro che la delega che ha la nostra Morena adesso è fondamentale per mettere insieme tutte quelle politiche attive che possano ridare vigore, ma soprattutto interesse a questi giovani, perché uno si domanda perché non vai a votare, perché la politica tanto è quello che è, tanto e fa quello che vuole, no? Il motto è questo qua, e quindi invece bisogna far crescere all'interno di questo vulnus che è quello dei giovani questa responsabilità attiva, perché giustamente in mezzo ai giovani ci saranno i futuri sindaci, i futuri amministratori, e ogni azione che noi compiamo tutti i giorni è un'azione frutto di un pensiero politico, no? Se io faccio questo tipo di investimento è perché ho un pensiero, se ne faccio un altro è la stessa cosa, è per un altro motivo. Quindi io agisco politicamente in modo astratto, in modo più ampio ovviamente, ma in ogni mia scelta quotidiana. I giovani devono pensare che saranno i futuri attori principali di questo mondo, dalla scuola al lavoro eccetera, e quindi il lavoro che sull'investimento che è stato dato in questa legislatura a questo tipo di politiche è fondamentale. C'è bisogno della collaborazione di diversi attori, perché sono diversi gli attori messi in campo, non è sufficiente la bacchetta magica per chiamarli magari in qualche consulta e pensare di aver risolto il problema, ma ci vuole l'azione anche concreta anche dell'associazionismo, anche delle realtà territoriali, di tirar fuori quel buono che c'è in loro, perché sono tanti i bravi ragazzi, il musical che hai poc'anzi evidenziato ne è testimonianza, ma sono veramente tanti i bravi ragazzi che oggi ci sono e che possono dare il loro contributo. Bisogna partire da qua, ed è fondamentale il lavoro che il Presidente Stefani oggi ha cercato di mettere in campo e che non si risolve dalla sera alla mattina, ma è frutto di un lavoro, di un percorso che va iniziato proprio per non trovarci, come dicevo, fra 10 anni ad avere un elettorato attivo che magari supera il 10-15% e poi ci chiediamo come mai un Presidente viene eletto magari con la metà
l'unanimità di quel 15% e quindi con il 7,5% diventa presidente di una regione criticabile, perché comunque il voto va esercitato, certo. È importante esercitare il voto. Chi non va a votare ha comunque sempre torto, perché comunque è un esercizio, è l'unico esercizio che oggi c'è, di usare quella matita e mettere nel bene e nel male il voto a chi ritieni che possa rappresentarti al meglio. Allora, avvocato, vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha sentito? Ecco, politiche giovanili, politiche per i diversamente giovani. Prego, avvocato. Allora, quello che ho sentito è tutto molto interessante, è tutto assolutamente condivisibile. Aggiungerei solamente questo, che questi giovani, poi ci sono anche segnali in controtendenza, perché se andiamo a leggere, ad esempio, sembra che una gran parte dei giovani adesso si stia riavvicinando anche a quelle che sono le manifestazioni religiose, quindi ci sia un ritorno. Non ci nascondiamo che tutti noi siamo nati in un oratorio, abbiamo giocato da bambini nell'oratorio e quel tipo di formazione è stata poi anche fondamentale per il nostro essere adulti, uomini, responsabili. Quindi secondo me ci sono dei segnali che vanno in controtendenza e mi auguro che quello che ha appena detto l'assessore e che ha ulteriormente ben precisato Gianluca venga poi effettivamente recepito e si arrivi davvero a capire che non deve esserci più questo distacco. Quello che mi fa sempre paura è il distacco tra il paese reale e il paese legale. No, nessuno vive su una torre eburnea per cui io sono il politico, faccio discendere le mie previsioni sul popolo. No, il politico, se è in mezzo al popolo e vive tutti i giorni la sofferenza del popolo, è un politico efficacissimo e esercita l'arte più nobile che un essere umano possa fare. Perfetto, grazie invece per queste parole, avvocato Pavanetto, importanti. Bisogna vedere dove vorrà parare la politica, se vorrà capire, se sentirà o veramente ascolterà. Sandra da Padova. Sandra, le bambole bellissime, bellissime. Ecco, sto organizzando per vedere se regalarle alla Befana, l'Epifania, veramente belle, ti ringrazio. Prego Sandra. Grazie a voi che fate tanto per la gente. Intanto io volevo, intanto sono d'accordo con quello che ha detto l'avvocato e l'assessore Martini, che lo guardo sempre a Focus e devo dire che è molto tosta, ecco. E una cosa volevo dire, Mirella, un po' fuori, sono breve. L'altro giorno ho avuto, mi ricordo sì, il presidente del baseball, giusto? Sì. E parlava dei ragazzi quando fanno gli incidenti, sì, che purtroppo spero che l'anno nuovo porti meno disgrazie, perché è veramente una tragedia. E mi ha colpito molto una frase, quando ha detto Mirella, quando muore un giovane dei giovani, era un bravo ragazzo, studioso, bravo, rispettoso. No, ha detto, non è così. Perché un ragazzo che va via 180-200 all'ora e mette a repentaglio la vita sia propria che degli altri, non è un bravo ragazzo. Forse sono pesanti queste parole, Mirella, però io credo che colpiscano veramente nel segno, perché bisogna dire a sti ragazzi che le responsabilità se le devono prendere, e questa cosa, Mirella, mi ha colpito perché ogni fine settimana, purtroppo, lo sai anche te, succede di tutto e di più. Io spero che il Natale, l'anno nuovo porti un rinnovamento anche nelle responsabilità di tutti, di tutti. E vi auguro un buon Natale a tutti e poi ci sarà la seconda buttata delle bambole che sono belle anche quelle. Bellissime, guarda, bellissime. Grazie, grazie cara Sandra, veramente grazie, ti ringrazio di cuore questa collezione di bambole che ha regalato avvocato alla grande famiglia di Sveglia Veneti, perciò veramente fa venire i brividi questi gesti. Allora Morena Martini, prima di andare però in pubblicità, anche se foro sempre, volevo dirti una cosa. Io poco tempo fa ho fatto una cosa, ma tanto l'avvocato eventualmente verrà a prendermi l'avvocato. Sono passata proprio su quel posto famigerato, che è questa piazzetta che abbiamo a Treviso, dove sono seduti questi ragazzi che ne fanno di tutti i colori e che la gente evita di passare lì, ma proprio li evita, li guarda con disprezzo. E ho fatto una cosa semplicissima, mi sono seduta all'improvviso vicino a loro e li ho abbracciati. Questi mi guardano come diceva questa qua, vuoi droga, cosa vuole questa? E ho sfilato gli occhiali a uno e ho cominciato a guardarlo degli occhi. Ho detto che bello che sei.
perché ti guardano, ti studiano, capire ma come tu ti evita, questa viene qua, se senta mi cosa c'è che avrà questa. Alla fine te la racconto breve, li ho fatti alzare, siamo andati al bar, mi hanno accompagnato, siamo andati a prendere qualcosa e ti devo dire la verità che la gente che mi vedeva assieme non vedeva più questi ragazzi come quelli seduti in quel posto famigerato con questo nome, non so chi l'ha inventato, di mettere sto Maranza. Li guardavano come ragazzi perché non erano più là e non erano più identificabili con questo nome. Però ti dico un'altra cosa, ieri ho avuto l'assessore Biasin che si occupa di politiche giovanili nel suo comune e lui questi ragazzi, come ha fatto Mirella, quando li ha visti vicino a queste case di versamente giovani, la casa dei nostri nonni che vanno a giocare, li ha chiamati dentro e gli ha detto: dai ragazzi, giochiamo una tombola assieme, venite che vi offrono un gingerino, un qualcosa, regalate, date i regali anche a questi bambini che stiamo facendo la festa. Loro sono entrati, Morena, sono quelli che poi il comune deve andare a prendere, e hanno detto: ma noi non sapevamo che esisteva la tombola, che bello, anche i regali. Cioè non è forse, Morena, che tu capisci bene dove voglio arrivare? Che più di andare per ste strade a parlare con loro, ormai 6 anni che parliamo e non risolvevo nessun problema, forse dobbiamo prenderli e portarli, ecco qua che voglio rispondere a Paola, se sei d'accordo, assieme ai diversamente giovani, a insegnarli magari a usare questi strumenti infernali che non lo sanno, a giocare una tombola, un biliardo assieme, una partita di carte. Perché non si fanno le cose più semplici che tu sai bene dove voglio parare e si va a cercare psichiatra, psicologo, questi non gliene può fregare di meno di ste robe qua, vivono in un altro mondo perché non hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi, che è il gioco, che è stare assieme in maniera diversa. Cosa dici, Morena? So che ho sbagliato, qualcuno mi ha detto: ma sei tu scema? Ma se tu vai a andare, ma sai cosa poteva capitarti? Vabbè, poteva capitarmi, non mi è capitato, sono stata fortunata. Penso Morena, che anche loro siano rimasti scioccati dal fatto che tu li abbia avvicinati, perché come hai detto tu non sono abituati ad essere avvicinati, no? Ma sono allontanati. Entrare dentro la testa di certi ragazzi è difficile entrare nella testa di tutti, e gli strumenti per andare ad agganciare questi che si chiamano giovani informali, perché non sono formati alla società che hai descritto tu, possono essere tantissimi, ma la sostanza poi è sempre quella, Mirella, che bisogna avere una squadra di volontari che va a fermarli, cioè che va a parlarci, che va a prenderli, ad interagire. E questi volontari, tu hai una formazione che è dettata dalla tua grande esperienza, ma chi è che mandiamo a parlare con questi ragazzi qua? A chi diciamo? I nonni, Morena, Io sono convinta che tu abbia ragione. I nonni. Che questi ragazzi si sentono disprezzati e a maggior ragione si incattiviscono ancora di più. Dobbiamo mandare i nonni, invece di giocare solo a carte ed esclusivamente a carte, quelli che vogliono, e ce ne sono, sai Morena, abbiamo visto qui i nonni vigili, chi si è iscritto, ce ne sono, bisogna iniziare a fare, può darsi che sbaglio, sai Morena, per carità, non ho mica l'asso in tasca. Nessuno di noi ha la bacchetta però magica. Almeno provare, tentare, assoluta. Perché già ne abbiamo pochi. Se perdiamo anche quei pochi che abbiamo, perché già gli abbiamo messo l'etichetta che sono tutti delinquenti, io non so se è proprio giusto. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio, dopo vado in pubblicità, per carità, fa anche rima. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Io speravo che con l'anno nuovo ci fosse un riavvio dell'Italia, mentre hanno creato una manovra che sarà solo disperazione. È stato fatto tagli dappertutto e più per molta gente saranno litigi, perché hanno messo il sistema dove se uno non paga le quote condominiali pagano tutti quanti, e lì saranno litigi e ci saranno anche problemi per quanto riguarda l'ordine pubblico. È stata una manovra degna di questo governo di destra, di una minoranza di 12 milioni di italiani che è stato votato nel 2022 e che però è
chi non è andato a votare, perché se non andate a votare non pensiate che le cose vanno meglio, vanno peggio. Una manovra dove tutti i tagli sono stati portati verso i cittadini. Allora la responsabilità numero uno è di chi non va a votare e chi lascia in mano il paese alle destre. Buon Natale a tutti e buon anno. Grazie caro Claudio, anche a te e famiglia, grazie veramente, ma adesso devo andare assolutamente in pubblicità. Sentiamo Morena Martini come risponde al nostro Claudio da Marano Vicentino e soprattutto dare il voto a questi giovani 17enni come lo fanno in altre parti. Io non si vedo che il 60enne o il 40enne sappia cosa che il voto, cioè preparazione politica è un'altra cosa, attenzione, oppure in ospedali che si in punto dei morti che da fare a Croce, cioè diciamolo tutta come funziona. La coscienza politica non è che dai arriva Morena, con vai. la maggiore età, ci sono ragazzi giovani che hanno già una coscienza e un'idea politica e ci sono ragazzi magari che hanno finito l'università che non sanno, cioè a me è stato chiesto da ragazzi che hanno finito l'università ma cosa significa andare a votare per le regionali, questo è grave Mirella, questo è molto grave. Poi invece senza fare polemica al signore che ha detto che siamo rappresentati dalla minoranza degli italiani, questo governo di destra, evidentemente il signore non è di destra, ma gli ricordo che in democrazia vince sempre la maggioranza di chi è andato a votare, quindi punto, la maggioranza ha decretato che dobbiamo essere governati da questo governo, che piaccia o non piaccia. Per tanti anni hanno governato le sinistre e abbiamo visto che non è che sia cambiato tanto e adesso proviamo a governare noi di destra e vediamo se le cose cambiano in un modo o nell'altro. Bisogna accettare, anche se chi va a votare è una minima parte, bisogna sempre avere l'umiltà di accettare il giudizio di chi poi ha espresso il proprio voto. Appunto, non è detto che se vanno a votare tutti vince la sinistra, non è detto. Invece dalle parole di questo signore sembrava che se vanno a votare tutti vince la sinistra assolutamente. Non è così, non è così. Roberto da Salzano, vai Roberto. Buongiorno a tutti e buone feste a tutti. Allora, mi trova in linea perfetta col suo discorso che ha fatto Mirella sul discorso dei giovani. Perché noi di una certa età, se non coinvolgiamo noi stessi i giovani, è facile riempirsi la bocca dicendo ma non hanno voglia di lavorare, sono dei fannulloni, ma dobbiamo noi che di una certa età a riuscire a coinvolgerli e a portargli una linea e un concetto di vita che è molto diversa. Già gli lasciamo un futuro che è abbastanza nero, capisce? Perché col problema del lavoro, col problema di una casa, col problema di farsi una famiglia. Quindi dobbiamo essere noi di una certa età, io che ho quasi 68 anni e sono dentro su delle situazioni, cerco di coinvolgere, di star vicino a questi giovani. Non è una cosa facile perché per carità, però spacciare tutti questi giovani come dei fannulloni, di nulla facenti, è una cosa che non ci crea un futuro per questi giovani, anzi dobbiamo dare fiducia a questi giovani. Le rubo questi minuti soltanto, visto che c'è lì il neoeletto coordinatore regionale Gianluca Forcolin per fargli i miei auguri di buone feste, un complimenti per le sue 4.000 preferenze nel territorio nelle ultime elezioni regionali. Grazie. E inoltre soprattutto per questa crescita che sta facendo il partito. La saluto, buone feste a tutti e arrivederci a tutti. Grazie caro Roberto, grazie. Forcolin, prego. Ma intanto lo ringrazio, evidentemente segue la politica e segue attivamente anche il nostro movimento, insomma, e quindi lo ringrazio anche perché effettivamente 4.000 preferenze a livello provinciale con un partito che viaggia al 5% è un risultato importante, quindi lo rivendico con forza e lo ringrazio anche per questa sua testimonianza. E sono altrettanto d'accordo che le politiche giovanili e le politiche attive debbano essere potenziate e mi veniva, intanto che ascoltavo gli interventi, perché non prevedere, esistono già all'interno dei nostri municipi con le scuole il Consiglio Comunale dei Ragazzi, per esempio, no?
perché non farlo diventare una cosa obbligatoria, nel senso che obbligatoria per renderli attivi, non certo obbligatoria dal punto di vista che sia una leva contro, ma perché possono essere anche partecipi all'interno con il sindaco dei ragazzi, che non sempre sono quelli delle elementari, delle medie, ma anche delle superiori, possono essere parte attiva nei bilanci e nella programmazione amministrativa dei territori, perché se all'interno del programma e del bilancio di previsione di un ente c'è anche il parere di questo tipo di rappresentanza che è il Consiglio Comunale dei Ragazzi, diventa una politica attiva anche di programmazione e quindi renderli anche attivi in eventi, manifestazioni, cose che abbiano di interesse i nostri giovani. Diventerebbe un automatismo per partecipare poi alla vita sociale, che è quella che poi fa entrare nelle associazioni di volontariato, piuttosto che in altre azioni concrete che l'amministrazione mette in campo, e quindi la capillarità non parte dall'alto, dal lato legislativo nazionale, ma parte dal basso, parte dai nostri municipi, parte dai campanili, parte dalle nostre parrocchie, dove tutti noi siamo cresciuti a fianco di un campanile sul campetto da calcio, assieme a quelle suore, dei punti di riferimento che i ragazzi non hanno. Daniele da Venezia, vai Daniele. Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ottima trasmissione. Grazie. No, volevo un attimo, siccome che io, per quanto riguarda le votazioni, io ho votato per tantissimi anni sinceramente, poi mi sono un po' deluso della politica generale, non guardo destra, sinistra, centro. Qualche volta ho votato, qualche volta no. Noto che la politica è molto serrata, ci mettono tutti un po' le magliette, cercano ovviamente di abbeverare il proprio orticello. Io sono molto deluso su queste cose qua. Le ultime regionali non sono neanche andato a votare sinceramente, mi dispiace perché non vedo uno sbocco sincero delle proposte politiche. Spero che nasca qualcosa di diverso, perché comunque ho ascoltato prima la signora lì, la nuova assessore, che diceva io non sono tendenzialmente di sinistra, io voterei anche a destra, ma non trovo una destra che mi si addice a me, sinceramente faccio molta fatica, insomma. Poi in questo paese ha governato sia la sinistra che anche la destra, insomma, ecco. Sono molto deluso, comunque speriamo che esca qualcosa di più consono alle esigenze della popolazione, insomma, ma vedo molte problematiche e ovviamente sono molto sfiduciati. I giovani, quello dei giovani è un grosso problema, veramente quello è un grosso problema. Portarli a votare la vedo un po' dura, però bisogna fare delle proposte un po' diverse da quello che vedo attualmente. So che stanno nascendo dei movimenti nuovi, non voglio far nomi, però c'è molto da fare, insomma. Grazie comunque a voi. Grazie caro Daniele anche per i complimenti della trasmissione, fa sempre piacere, sai. Allora avvocato, come commentiamo queste telefonate, ecco queste persone che chi direbbe invece sono intrigati, vogliono dire la loro, danno anche dei consigli, fanno delle proposte. Questi sono i cittadini italiani, cioè loro propongono, poi ognuno la vede, però propongono. Prego avvocato. Sì, mi pare che sia emerso chiaramente che ci sono due elementi che sono trascurati in questo momento nello scenario, secondo me, politico, e ben venga l'attività dell'assessore in questo senso. C'è la parte giovanile che sappiamo essere in pieno disagio, non è mio potere, ma vorrei conoscere i numeri di accesso ai servizi di psichiatria da parte della gioventù per capire se ci sia o meno un disagio reale, quello che io almeno percepisco. E dall'altra parte il contraltare è che vengono trascurate anche le persone diversamente giovani o diversamente abili. Quindi abbiamo due settori della società che secondo me sono non curati a pieno, comunque non dico abbandonati, ma non hanno una politica efficace che possa intervenire, che possa implementare le loro condizioni di vita. Sentiamo che la volontà di partecipare c'è. Ci hanno insegnato che bisogna non far tante chiacchiere ma essere concreti e andare all'obiettivo. Andare all'obiettivo è secondo me svecchiare la politica dalle solite questioni partiti, finanziamenti, imprenditori e considerare che l'arco politico secondo me deve coprire sia i giovani e sia i diversamente giovani o i diversamente abili. Quando noi abbiamo una politica a 360 gradi abbiamo una politica che è per definizione efficace.
Morena Martini, ormai siamo in chiusura, con quali saluti, con quale augurio e soprattutto una proposta importante che è stata fatta è mettere assieme queste figure, questo è emerso. Iniziamo a fare come una volta, c'era il nonno a casa, c'era il nonno che controllava la situazione, anche se non era suo nipote. Ciao Beoti, dove sei tu andare da sta parte? Prego Morena. Microfono. L'augurio, Mirella, è che quanto scritto nel primo capitolo del nostro programma elettorale si svolga così come noi prevediamo. Tu sai che al centro del suo mandato elettorale Stefani ha messo il welfare, ha messo il sociale, ha messo i giovani, gli anziani, le problematiche legate all'abitazione, insomma tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato questa mattina sono il primo punto del programma elettorale di questo nuovo governo di giunta regionale. E quindi il mio augurio e la mia speranza è che si possano già vedere dei piccoli risultati nel 2026. Io approfitto, Mirella, per augurare a tutti i telespettatori, a te e a tutti i volontari un bellissimo 2026 e un Natale di serenità. Sai cosa penso dell'associazione, sai cosa penso di te in particolare e ti ringrazio per far sì che tutte le mattine tu sia presente e anche un saluto al tuo segretario che deve mettere insieme tutti gli ospiti, non è sempre facile, no? Anzi è vero, ecco, è un Natale di serenità anche per me dopo quello che mi è successo a Rossano l'anno scorso. Sì. E quindi io sono particolarmente felice che le persone abbiano riposto fiducia in me, cercherò di non deludere il loro voto perché mi hanno delegata, vuol dire che con il loro voto hanno espresso la fiducia ad una persona. Forcolin lo sa benissimo cosa significa e mi sento questa responsabilità e spero di non deluderli. Grazie veramente a Morena Martini di essere stata con noi, assessore alle politiche giovanili in regione. Vedremo se avrà non la bacchetta magica, ma magari c'è una bacchetta senza magia, ma la vera bacchetta è una roba importante in politica. Sono consigliere con delega, sono consigliere con delega. Grazie Morena Martini. Abbiamo Adriano da Campalto. Vai Adriano. Sì, intanto buongiorno a tutti e auguri a tutti quanti. Ok. Allora vorrei dire due parole secche e molto fredde perché sinceramente trovo vergognoso una cosa, no? Diciamo siamo tutti italiani. A me non sembra che siamo tutti italiani. Qua c'è una cosa, no? Che ho molto denotato soprattutto nel mio studio politico che faccio fuori per capire, perché tante volte si dice ma si parla sempre a bambara. No. Mi sono accorto delle mie esperienze che ho fatto, no? Che queste persone che giustamente si lamentano tanto della Sicilia, della Calabria, di questi paesi che diciamo che sono mafiosi, che sono questo, che sono l'altro. Voglio dire una cosa, a me sembra che ultimamente le uniche categorie che sono aiutate, va bene, non sono gli operai, sono le categorie degli albergatori, dei commercianti, degli artigiani e tutte quelle categorie lì. Allora io dico una cosa, a me sembra di essere in Sicilia, ok? Che qui c'è una casta, ognuno si fa il padrone del proprio territorio e gli altri che si arrangiano. Allora, se questo è un modo di fare politica, soprattutto anche qui nel Veneto, che stiamo prendendo come la Sicilia e come altri paesi, dico è molto vergognoso. Ecco perché la gente non va più a votare. E le spiego perché, visto che c'è un politico lì. Perché giustamente questo è mio amico, è un commerciante, questo è un ristoratore, questo è un artigiano, questo è quello. Alla fine noi che siamo i più poveri e che ci trattate, visto che ci avete fatto arrivare in Europa e la stiamo pagando molto cara questa Europa, sinceramente trovo molto vergognoso che noi abbiamo solo il diritto di votare
che adesso hanno ragione di non andare a votare. Chi votiamo? Persone che si permettono a mancarmi di rispetto. Quando io vado a votare una persona, vado a votare quella persona perché spero che quella persona che prende 5.000 o 10.000 o quello che è, che abbia rispetto di queste persone che vanno a votare. È per quello che la gente non va più a votare. Grazie Adriano, perché devo chiudere perché non ce la faccio. Ecco, hai fatto le tue riflessioni a voce alta, ti ringrazio, auguri anche a te Adriano, grazie di aver chiamato. Allora, avvocato, poi chiude Forcolin. Avvocato, come chiudiamo? Cosa vuole dire queste persone che non si sentono rappresentate, vorrebbero avere più rispetto? Certo, comunque per avere più rispetto devono andare a votare. È un'endiadi che non è scioglibile, nel senso che se voglio cambiare le cose devo andare a votare, quindi non c'è alternativa su questo. Dopodiché, facendo gli auguri a tutti di un Natale e delle festività serene e piene di salute, dico che un biglietto ideale che verrebbe recapitato in questo periodo sarebbe, come dicevano i latini una volta: vobis verba, nobis exempla. Voi parlate e noi facciamo gli esempi, facciamo qualcosa di concreto. Ecco, vorrei che fosse recapitato un biglietto di questo tipo, perché è nella concretezza che si risolvono i problemi. Più che parlare e agire, vero avvocato? Perfetto. Forcolin, dottor Forcolin, come chiudiamo? Che auguri vuole fare? Prego. Condivido le parole dell'avvocato, nel senso che bisogna andare a votare, quindi non condivido molto l'ultima telefonata, nel senso che comunque la rappresentanza, come ha detto anche Morena, è una delega che ti viene data. Il sindaco viene votato nel proprio comune perché trova la propria rappresentanza, la regione è vicina ai cittadini e quindi bisogna andare a votare, non bisogna declinare questo tipo di osservazione. Poi alla fine l'augurio che facciamo è proprio quello che ci sia una ripresa che parta anche dalla questione economica, come è stato detto, perché senza impresa non c'è lavoro, senza lavoro non c'è ricchezza, non c'è economia, le famiglie non possono mandare a scuola i propri figli e quindi è un'attività circolare alla quale la politica è chiamata a dare risposta, e quindi io sono favorevole ovviamente a questo tipo di attività e di aiuti agli imprenditori, perché da là parte il tutto e parte il volano economico, soprattutto per il Veneto, che da sempre si è dimostrato particolarmente efficace nel dare risposte appunto a famiglie e imprese. L'augurio è proprio quello che adesso da gennaio, con il bilancio di previsione che la nuova giunta metterà in campo, ci stia questa giusta sensibilità sui temi che stamattina abbiamo dibattuto, quello del sociale, quello dei diversamente giovani e delle politiche invece giovanili, con Morena che sicuramente darà una sferzata e un aiuto in questo tipo. Siamo tutti a disposizione, perché poi viviamo e navighiamo tutti con la stessa barca nella stessa direzione. Qua non ci sono casacche politiche, ideologie particolari, ma il bene dei veneti e soprattutto del nostro futuro. Quindi con questo auguro a tutti buon Natale e che sia veramente un 2026 di speranza e di misericordia come il nostro musical. E io saluto i miei graditissimi ospiti e andiamo in pubblicità. Guardate i maglioni, per cortesia. Regia, prego. No, guardateci. Siamo donne, vi presento veramente gradite Sara e Alessia Michelon. Voi sapete quanto ci tengo a queste ragazze, ruote libere, spiriti liberi, ma soprattutto che hanno cercato di dare un qualcosa di concreto, non parole ma fatti, anche al mondo delle ruote, delle carrozzine, dove spostarsi, capire quando si arriva cosa si trova, cosa non semplice e facile, e loro ci sono riuscite. Hanno fatto strada, Sveglia Veneti ha portato fortuna, vero principessa? E spero veramente che continui. Saluto anche l'avvocato, vediamo se è collegato, eccolo qua, Fabio Maggio, vicepresidente della provincia di Treviso, assessore, chi ne ha più ne metta. Abbiamo appena lasciato Gianluca Forcolin, adesso arriva Fabio Maggio, sentiremo anche lui come andrà in provincia e cosa si sente. Spero che qualcuno venga a fare gli auguri di Natale in provincia a maggio, visto che siamo l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico. Cosa arriva una bottiglia e un panettone, ma non importa, noi andiamo avanti. Intanto Mirella ti faccio io i miei auguri. Ho la principessa che mi difende. Allora, Alessia, Sara, chi parte? Cosa ci raccontate? Oddio. Dai. In che senso? Quello che vuoi. Come è andato quest'anno? Cosa avete fatto? Allora, quest'anno è stato un anno proprio ricco di esperienze.
Ultimamente siamo andati ad Alleghe, che vi abbiamo mandato un video. Dopo lo vedremo. Sulla nostra esperienza che abbiamo fatto ad Alleghe. Comunque è stato un anno molto ricco di esperienze e le ruote hanno tirato tanto quest'anno, quindi siamo molto contenti. Hanno tirato le ruote, ma perché voi ci credete? Perché queste ruote vi portano dappertutto, però bisogna partire, bisogna arrivare. Cosa ci racconti? Prego. Sì, come diceva mia sorella, nel senso è andato molto bene quest'anno, abbiamo fatto molte nuove esperienze, molte altre collaborazioni, abbiamo avuto anche altri riconoscimenti, che siamo arrivate seconde al concorso Strike, Giovani che cambiano le cose, e quindi è stato un bel riconoscimento, e col premio che abbiamo vinto faremo una mappatura sull'accessibilità di Venezia e un tour aperto ai ragazzi che vorranno venire. Sì. Poi anche uno internazionale da Accessible Travel Press, quindi nel senso siamo molto contente. E le ruote hanno girato fino a Marsalam, per esempio, quest'anno. E quindi sì. Quindi diciamo che la nostra mappatura, il nostro test, la nostra promozione sull'accessibilità sta andando, le ruote girano. Lo chiedo anche a Alessia, ma questo è successo perché voi ci credete veramente? Perché voi avete provato sulla vostra pelle cosa vuol dire arrivare e non trovare quello che vi aspettavate, e cade il mondo in quel momento. Io adesso cosa faccio? Come entro? E se non trovo quello che veramente, di cui ho bisogno per muovermi, per gestirmi? Alessia, quante volte avete trovato questi sbarramenti mentre la promozione sembrava che fosse tutto 5 stelle? Prego. È stato un disagio andare in un posto e tornare indietro, perché magari tu sei come si dice, sei convinto di poter entrare, invece quando arrivi hai la sorpresa. E che sorpresa! Quanto sei arrabbiata quando trovavi queste cose? Ho avuto molto disagio. Hai avuto molto disagio. Per questo è nato Ruota Libera. Ecco, allora Sara, è quel disagio che bisogna prevenire, qui bisogna fare prevenzione, perché un conto è quello che tu vedi, che ti propongo, un conto è la realtà, ma si può anche bluffare su questo, sapendo che poi c'è anche il mondo dei diversamente agili, che deve arrivare, che deve muoversi, che deve uscire, cosa non facile. Sì. Ecco, secondo me c'è una speculazione anche su questo? Sì, nel senso ci è capitato diverse volte che magari, perché noi cosa facciamo? Per non trovarci, diciamo, la brutta sorpresa di dover tornare a casa e il disagio poi che c'è, che provi, nel senso, nel sentirti lasciato fuori, chiamiamo sempre. E un caso emblematico è stato quando abbiamo chiamato un ristorante chiedendo se era accessibile o meno, però senza fare domande specifiche come abbiamo imparato a fare, e arriviamo e non era per niente accessibile, nel senso c'era lo scalino per entrare, il bagno c'erano 3 scalini per arrivarci, e però c'era il maniglione in bagno, e ci hanno detto ragazzi, nel senso, il bagno è accessibile? Ho detto sì, però come arrivare al maniglione con 3 scalini? Sì, bisogna anche essere onesti, nel senso, la differenza in tutte le cose la fanno le persone. Pur di vendere, hai capito, di vendere il pacchetto, e ti mettono il maniglione ma non ti fanno vedere i 3 gradini. Allora sentiamo anche l'avvocato Fabio Maggio, vicepresidente della provincia di Treviso, cosa dice a queste ragazze, la difficoltà, eppure anche loro come i genitori dopo di noi, loro si sono rimboccate le maniche e hanno creato Ruote Libere. Prego avvocato. Intanto Mirella, tu non lo sai, ma io sono orgoglioso concittadino di Sara ed Alessia, le conosco molto bene, conosco molto bene la loro realtà, le saluto tanto stamattina. e gli faccio tanti auguri di buon Natale, perché ci conosciamo da tanti anni e conosco il loro percorso e siamo tutti orgogliosi del loro percorso. E il ringraziamento speciale a loro da parte dell'amministrazione comunale, ma anche di quella provinciale, per la missione che hanno intrapreso, quella di segnalare appunto una problematica che è importante e che spesso la politica, di cui spesso la politica si prende l'impegno di risolvere, ma che in realtà purtroppo oggi non è risolta, e lo vediamo con gli esempi che Alessia e Sara prima citavano. Quindi io credo che sia veramente venuto il momento
oggi, visto che siamo abbiamo trascorso la campagna elettorale regionale, sono stati presi tanti impegni in questa campagna elettorale regionale, sarebbe bello che oggi il Veneto nei prossimi 5 anni diventasse realmente accessibile. Ci sono gli strumenti per farlo, ci sono le risorse per farlo e la politica ha il dovere di farlo. E questo sicuramente è forse il miglior augurio di Buon Natale che possiamo farci su questo tema, Mirella. Leone da Tre Baselli, ciao Leone. Ciao ragazzi, sono tutti io. Allora volevo fare gli auguri di Buon Natale a te e alle cittadine che hai lì, a tutta la rete veneta. E poi volevo dire che mi dispiace perché ho provato tutta questa mattina a prendere la linea ma non sono riuscito a fare le congratulazioni alla Moreni, che la quiero mucho, e volevo anche cantargli la canzone ma niente, non ce l'ho fatta. Sì. Ma comunque ciao, Mirella, grazie. Sentirà la trasmissione, perciò puoi farli adesso, perché tanto lei dopo guarda questa sera la trasmissione, perciò se vuoi puoi farlo. Vuoi che ti metto la canzone? Aspetta che vedo. Aspetta. Sì, ma se tu devo comprare il disco o se tu devo mandare la canzone? Leone! È sparito. È sparito Leone? È sparito. Allora sentiamo, Alessia, cosa vuoi dire a Leone? Perfino la canzone a Morena Martini, ecco, questa donna, questa insegnante, questa docente che finalmente anche come figura femminile è riuscita ad avere giustizia perché è stata veramente votata, premiata, la politica finalmente si è accorta che esiste. Perché secondo te le donne fanno così fatica ad arrivare, Alessia? Nella politica, nel lavoro, in tanti ambiti? Magari perché le donne sono viste a secondo piano, no? E quindi magari bisogna lavorare lavorare ancora in mondo, che le persone devono capire che le donne non si devono mettere a secondo piano. Ma secondo te è così semplice oppure si fa fatica? Si fa molta fatica. Avete sentito con quel tono che l'ha detta? È dura però per noi, vero? Anche perché i numeri rispetto agli uomini non tornano, ce ne sono ma non sono abbastanza. Per fortuna che hanno fatto le quote rosa, tanti dicono ma le quote rosa non mi piacciono. Sì, ma se non avessimo neanche a quello, che salissimo neanche là, attenzione a dire le quote rosa non ci piace, neanche a me non mi piace le quote rosa, però se non ci fossero, cosa ne pensi Sara, anche tu? Perché è importante invece essere, partecipare, avere quel giusto premio. Pensa che ho avuto una scrittrice che inviterò, lo dico anche a Alessia, che lei ha un problema di salute naturalmente, diversamente agile anche lei, e dice sì che ho il lavoro, per carità, però non mi fanno far carriera. Ho il lavoro ma sono lasciata là, non riesco ad andare avanti, eppure sarei in grado di farcela. Cosa vuoi dire a questa donna, a questa scrittrice che dice sì, lavoro sì, ma vorrei anche andare più avanti, so che potrei farcela, però non vengo considerata proprio per la mia fragilità. Nel senso, qui possiamo tranquillamente fare un parallelismo con l'accessibilità, nel senso è tutta una questione di barriere mentali e culturali che abbiamo ancora, nel senso che ci portiamo dietro dal nostro passato alla fine. Finché non riusciamo ad abbattere queste barriere, sensibilizzando e mettendoci noi stessi in prima persona a cercare di cambiare le cose, nel senso non si riuscirà mai a fare un progresso. Quindi secondo me bisogna prima di tutto abbattere queste barriere che tanti ancora hanno, proprio Avvocato culturali. Maggio, cosa dice lei? Come mai questa donna è poco supportata anche dai propri partiti, dalla politica stessa? Si tende a privilegiare sempre la figura maschile. Per fortuna che adesso anche nelle elezioni devi mettere un uomo e una donna, ma quanta fatica per arrivare a questo. Eppure abbiamo dimostrato, io ho fior di chirurghi di eccellenze che dicono, fanno sempre i complimenti a queste donne, ecco, che non solo nel mondo della sanità ma anche nell'industria, perché veramente sono nel pezzo, sono bravissime. Prego, avvocato. Guarda Mirella, è sicuramente un tema importante. Devo dirti che facendo un po' politica ormai da quasi 20 anni la situazione è
molto migliorata, lo dicevi prima tu anche con l'introduzione della legge delle quote rosa, ma non dimentichiamoci che oggi il nostro Presidente del Consiglio è una donna apprezzata in tutto il mondo. A livello provinciale molte cariche istituzionali, anche nelle categorie, pensiamo a Confindustria, sono ricoperte da donne, ma credo che la meritocrazia, diciamo il merito con cui e le competenze con cui si arriva a certe posizioni siano sempre state più valorizzate negli ultimi anni, a prescindere dal sesso di appartenenza. E credo che comunque questo tipo di necessità, cioè quella di abbandonare i retaggi del passato in cui si riteneva che le donne non fossero adatte per qualcosa, li stiamo superando. Credo che soprattutto nella nostra provincia ormai siano un retaggio del passato. Certo, non bisogna mai abbandonare l'attenzione sul tema. Abbiamo Gianandrea Angelo da Fonte. Ciao Gianandrea Angelo. Pronto? 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 Eccoci qua, prego. Non ti sento. Sono emozionato. Dai. Perché le devo dire una cosa meravigliosa. Allora, devono mettere a tutti i stranieri il microchip e controllo satellitare, a quelli che hanno violentato, che fatica a levarlo. Dopo, dopo col microchip controllo satellitare, che il mio dottore mi ha detto devi trovarti un altro dottore, perché con l'intelligenza artificiale e il microchip. Pronto? Sì, ti sentiamo bene, siamo tutte orecchie, guarda. Allora, pagano le tasse tutti! Anche le signore che vanno per strada! Ha capito? Sì. Allora facciamo così Gianandrea, poi ti chiamo quando è il pomeriggio, quando ho finito la trasmissione del pomeriggio, così ti faccio gli auguri anche di Natale, perché ho capito che sei anche molto arrabbiato, questo si sente, sarà anche l'emozione, ma ti sei anche tanto arrabbiato, tanto, perciò vero Alessia, cercheremo di capire, ecco, come cercare di sopire questa rabbia, visto che è Natale, hanno detto tutti buoni, difficile diventare buoni anche a Natale delle volte, vero? Molto difficile, però noi ci proviamo. Alessia, cosa vuoi dire? Delle volte la rabbia, ecco, questa rabbia che ti monta sarà anche a Natale, ma cavolo, che dura. La rabbia è una brutta bestia da toglierci, anche se è Natale bisogna essere tutti più buoni, ma se la rabbia è una cosa che neanche quando è Natale sei capace di togliere la rabbia che hai dentro di te. Senti Alessia, tu sei una ragazza molto fortunata perché hai questa famiglia stupenda, questa sorella in particolare che ti ha sempre supportato. Cosa ne pensi di questo bullismo che dilaga, dicono tanti? Io non ci credo, io credo che siano più i bravi ragazzi e ragazze che non quelli bravi, ma è quello che ci fanno vedere. Ecco, cosa ne pensi? Tu che sai cosa vuol dire la fragilità, se tu incontrassi anche queste figure. Se io ho delle perplessità qua, come si comporterebbero con te. Se tu cosa vuoi dire? Come vedi questi ragazzi che alzano l'asticella? È brutto da dire, però a volte devono
provare a mettersi carrozzina? sì, per provare i nostri limiti. E è brutto da dire, ma è quello che penso. Ma tu quando li incontri, ecco, quando vi parlate tra di voi, come vedi questa nuova gioventù? Come vedi la gioventù del tuo osservatorio importante? Secondo la gioventù devono ancora crescere, anche se devono ancora crescere. Li vedi molto piccoli ancora? Per loro è un gioco anche questo bullismo che cercano di fare. Sara? Diciamo che si dividono un po' in varie fasce, perché abbiamo trovato invece dei giovani molto, nel senso, più aperti, diciamo, a certi temi rispetto a tempo fa, nel senso anche quando andiamo nelle scuole. Noti proprio le varie differenze, c'è il gruppetto di bulli. Che è sempre piccolo rispetto a quell'altro. Sì, ma più che piccolo tante volte lo fanno anche per farsi vedere, mettersi in mostra, e anche la presa in giro serve per sentirsi più forti. D'altro canto però abbiamo notato anche tanti altri giovani che invece sono più aperti al tema dell'inclusione e dell'accessibilità, molto più aperti all'accoglienza, quindi proprio... Secondo te, Sara, sono informati su questo mondo delle fragilità oppure non lo conoscono abbastanza? Sì, tante associazioni vanno nelle scuole, come hai detto tu, spiegando, però poi nel mondo del volontariato non abbiamo i giovani, pochissimo. Come mai secondo te, Sara? Perché appunto manca ancora questo motore, nel senso tanti magari si nascondono dietro al telefono solo all'apparenza. E quindi forse non li intrighiamo abbastanza, volevo essere più protagonisti magari loro, invece sempre di ascoltare, essere loro proprio il protagonista di quello. Bisogna coinvolgerli, come diceva l'Ale. Sentiamo cosa dice l'avvocato Fabio Maggio. Sentite cosa abbiamo detto, avvocato, prego. Ho sentito molto bene e io sono convinto che esempi come quello di Alessia e Sara, ma loro lo fanno già, debbano essere posti all'attenzione di tanti ragazzi. Noi come amministrazioni locali in questi mesi stiamo sperimentando, in questi anni, lo si vede dalle cronache, stiamo sperimentando il fenomeno di giovani che spesso si perdono, ecco, questo è il termine che mi sento di usare, si perdono e si macchiano di condotte che spesso e volentieri sono al limite dell'illecito e soprattutto perdono di sensibilità nei confronti della comunità. Oggi recuperare il rapporto tra giovani e comunità è dovere delle amministrazioni, della politica, e soprattutto è dovere della politica mettere in luce i buoni esempi come quello di Sara ed Alessia. Quindi credo che a loro debba essere fatto un grande ringraziamento per quello che stanno facendo, specie, ripeto, alla luce degli esempi che purtroppo sulle cronache di tutti i giorni sono presenti. Lo abbiamo visto a Treviso, lo vediamo nei nostri piccoli comuni. Avvocato, ha sentito anche la rabbia di Gianandrea Angelo? Ecco, questa rabbia che sta montando sempre di più perché questo cittadino, ecco, ha paura di uscire, ha paura di stare in casa, ecco, c'è questa microcriminalità che veramente comincia a alzare un po' troppo l'asticella e che qualcuno dovrebbe fermare. Io penso che la politica avrebbe gli strumenti per fermare, perché sono pochi rispetto a quelli bravi, però mi sembra che qualcuno qua ci giochi perché la paura regna sovrana e con la paura tu riesci anche ad avere qualche voto in più, perché è quello che sto a vedere. Come mai abbiamo le forze dell'ordine che sono in balia dei ragazzini, i sindaci lo stesso, ma è possibile aver paura di un po' pochi? Perché ripeto, in tutta Italia saranno, avvocato, 1000? Arriveremo a 1000, ma perché poi sono sempre gli stessi che girano alla fine. Come mai la politica non riesce a fermarli? Perché l'opinione pubblica veramente sta dicendo basta, ma veramente basta. E voi poi dovete confrontarvi con l'opinione pubblica che quando si andrà alle votazioni. Ma se continuate così, parlo in generale naturalmente, avvocato, ci mancherebbe, però io vedo che l'opinione pubblica è molto scontenta, è molto arrabbiata. Prima si diceva è la sinistra, buonismo, adesso c'è la destra, ma i risultati sulla sicurezza si fa fatica a vederli ed è quello che chiedono le persone. Prego.
Allora, due considerazioni molto pratiche e molto rapide, Mirella. La prima, come amministratori noi siamo sempre in contatto con i cittadini, siamo la prima linea di risposta a cui i cittadini si rivolgono nel momento in cui subiscono un'ingiustizia o nel momento in cui subiscono un episodio di microcriminalità. Purtroppo noi lo vediamo, ripeto, ogni giorno, anche in un comune piccolo come Pederobba, gli atti di vandalismo ci sono, cerchiamo di limitarli, cerchiamo di avere un confronto diretto con le famiglie, perché poi nei piccoli paesi prima o dopo si viene a sapere chi ha commesso quel fatto, e cerchiamo una collaborazione fattiva con le forze dell'ordine. Purtroppo gli amministratori locali e i sindaci in particolare non hanno gli strumenti legali per intervenire più di quanto non stanno già facendo. E quindi alla politica, quella nazionale, serve dire: date alle comunità locali gli strumenti per difendere i cittadini onesti e dall'altra parte per affrontare un tema che è un tema di sicurezza, ma è anche un tema sociale, perché la microcriminalità spesso e volentieri deriva da comportamenti che sono assunti da ragazzini, da minorenni. E qui c'è il secondo tema: servono interventi legislativi mirati, perché oggi la microcriminalità ha e qui parlo da avvocato, delle soglie di punibilità troppo bassa, non abbiamo gli strumenti giudiziari per punire e per dissuadere chi commette questi microreati, questi piccoli reati che però sono non tanto piccoli per chi li subisce, e appunto per dissuadere anche i minorenni, purtroppo, perché di questo stiamo parlando, dalla commissione di questi atti. E quindi va bene l'intervento degli amministratori locali, va bene la collaborazione con le forze dell'ordine, ce la stiamo mettendo tutta sul territorio, ma serve che qualcuno da Roma si impegni per cambiare le cose. E là sono i partiti, è il Parlamento che deve legiferare in maniera diversa, perché i giudici applicano le leggi che ci sono, è inutile che ce la giriamo. Per carità, saranno anche interpretazioni, ma quelle sono le leggi che possono applicare e le leggi sono fatte in Parlamento. Forse sarà veramente da rivedere, perché veramente io, come lei avvocato, sono in mezzo alla gente e sento veramente la paura che c'è di uscire di casa, alle 4 tutti rientrano, c'è il terrore, ma questi si sono svegliati, vanno anche il mattino. Qual è il problema? Non c'è neanche più il problema dell'orario, capite bene? Permettimi una battuta, serve un po' di collaborazione anche dalla magistratura, Mirella, certo, se vogliamo ristabilire però la sicurezza. bisogna modificare le leggi che non vanno bene, perché bisogna fare questo, se no non ne andiamo fuori, perché se la polizia e con le forze loro fanno una fatica enorme per arrestare, dopo 2 ore sono già fuori che girano tranquillamente, capite bene che anche la magistratura mette in atto quello che c'è, che è stato legiferato, perché è facile prendersela con la magistratura, ma prendetela col Parlamento che ha legiferato male, che abbiamo delle leggi che non sono più adeguate rispetto alla nostra sicurezza. Mirella da Riese Piodecimo, vai Mirella. Ciao a tutti, io sono Mirella e allora voglio dire che qua ci sono 7-8 stranieri che abitano, ma però lavorano, vanno a lavorare di 5. Adesso sono andati tutti nei suoi paesi per festeggiare le feste, ecco, e io proprio sono soletta qua dentro. Comunque domani vado, insomma, dai che te va a baiare, che mi so che te va a baiare, dai, non sta a dire proprio soletta. Ma adesso l'amico è ammalato. Allora, ecco, sono ingannata, ecco. Comunque voglio fare tanti auguri a tutti voi, a tutte le 3 belle donne che ci sono là, ecco, e passate una bella festa, un buon anno tutti quanti. Grazie cara Mirella, grazie. Allora andiamo a vedere Ruote Libere e poi commentiamo questo servizio. È il 2016 quando Sara e Alessia Michelon sono in vacanza in Toscana. Ben presto però le 2 sorelle di Pederobba si rendono conto che non possono condividere tutte le tappe del viaggio. E lei ha potuto visitare i musei, i luoghi, io mi sono trovata fuori. È stato disagevole sia per lei che ha aspettato fuori, perché si è sentita ovviamente a disagio, e invece io dentro che dovevo fruire velocemente delle cose, perché dicevi, ti sentivi in colpa perché io potevo godere delle bellezze che offriva il museo e l'Ale no. Un'esperienza che porta l'anno dopo Sara a scrivere la sua tesi di laurea sul turismo accessibile promosso tramite social. È così che nasce il sito e il blog Ruote Libere, nel quale le 2 sorelle mappano città, borghi, spiagge accessibili alle persone con disabilità.
Quando noi ci muoviamo la cosa più difficile è trovare le informazioni che ci permettano di capire se noi possiamo accedere oppure no in un determinato luogo, e quindi tante volte ci capitava di prendere la macchina e arrivare nel posto e non poterci entrare, e quindi si tornava indietro, e invece quello che stiamo facendo noi è andare, tra virgolette, in fase di test noi, a vedere se questi luoghi siano meno fruibili, mapparli, quindi abbiamo il nostro portale e il blog dove appunto andiamo a segnalare tutte queste informazioni. Informare chi è in sedia a rotelle sui luoghi accessibili, ma anche smuovere le coscienze sull'importanza di abbattere le barriere architettoniche, anche semplicemente con i corretti comportamenti, come spiega con questo messaggio Alessia. Ogni tanto chi parcheggia nelle marciapiede o la macchina o monopattino o il bidone dei munizi devono mettersi come si dice, nei tuoi panni. Devono pensare a una persona con la sedia a ruote come fa a passare. Il blog di Sara e Alessia ha ben presto fatto il giro d'Italia e le due sorelle in questi mesi sono state contattate da ogni regione. Un mese fa ci hanno contattato di andare a Bergamo a testare dei luoghi fuori regione. In Sicilia, ad esempio, ci hanno contattato, poi Torino ci hanno contattato. Siamo andate a Bergamo e dei ragazzi di Bergamo ci hanno detto: sai, mi sono sempre fermata a Bergamo Bassa perché non sapevo se in Bergamo Alta si poteva andare, e quindi quando ci scrivono così proprio ci danno la prova che quello che stiamo facendo sta funzionando. Le due sorelle Michelò non hanno nessuna intenzione di fermarsi, pronte a partire per Firenze e Roma, ma nel cassetto c'è il sogno di allargare i loro viaggi anche al di fuori dei confini italiani. Iniziare a mappare di più qua in Veneto, dopo perché no, appunto magari fare un tour della Spagna in camper per mappare un po'. Che bello questo sogno, Alessia, cosa vuoi dire? Sogno nel cassetto. Quest'anno Babbo Natale cosa pensi ti porti? Hai fatto la letterina? Hai fatto il bigliettino con i brillantini, disegnetti, con scritto io vorrei tanto Babbo Natale che tu mi portassi? Che letterina hai fatto? Il moroso ti ha trovato, perciò non ti puoi più domandare che il moroso, perché ti ha e resta sempre, anzi lo salutiamo? Forse ci starà riguardando. Forse ci sarà, forse? Vabbè, allora, visto che ti guarda, cosa vuoi dire? Ciao Enrico. Buon Natale. E ti voglio bene. Oh, finalmente Enrico, se riuscì a dirlo, che fa Dio su anni perché lo dica davanti alle telecamere. Che mi sa, almeno così mi dice Sara, che anche lui è molto buono, o sbaglio? Sei tu la peperina, è vero? Ma perché sei peperina? Perché li voglio bene. E Babbo Natale, allora cosa hai scritto? Cosa speri che ti porti Babbo Natale? Vedremo domani mattina. Ah, perché è una sorpresa, giusto? Però hai scritto, vero, il regalino. Sara, tu cosa speri da Babbo Natale? Io c'è ancora quel sogno nel cassetto da... Abbiamo sentito, così commentiamo anche il video, sono passati anni, però i sogni sono quelli. Sono passati 2 anni da questo servizio, però il tour in camper della Spagna per mappare l'accessibilità, nel senso quello resta, quello sarebbe bellissimo. Pensate che bello, perché abbiamo un camper accessibile. Perché tutto è nato perché un giorno mio amoroso mi fa: ma sai, sarebbe carino avere un camper? Io faccio: ma esistono camper accessibili? E da lì mi sono messa a cercare e ho trovato che c'è un'azienda che realizza camper accessibili attrezzati. Sono andata a guardare. Manca mai niente qua nel Veneto? No, in Veneto è l'unica, se non questa è un'altra. 2 massimo. Sì, che fa un camper personalizzato. C'è la creatività che abbiamo, E da lì quindi è nato. Bellissima questa cosa, vuol dire libertà, muoversi in libertà. Avvocato, ma proprio bravi noi veneti, questo famoso ricco ex nord-est, ormai non c'è più purtroppo, però la creatività non ce la può togliere nessuno, questa eravamo noi, e questo nord-est era stato fatto dalle piccole e medie aziende, non dalle multinazionali. Ma cosa è successo secondo lei? Lei è in politica, lei è anche avvocato, come hanno fatto ad uccidere proprio il know-how del paese Italia, che era il mondo dell'artigianato, ecco, un mondo meraviglioso che tutti ci invitavano
invidiavano, sapevano copiare, ma la creatività era qua non c'è niente da fare, copiare una cosa però creare un'altra, e noi abbiamo questo, l'ha detto anche Sara ma anche tanti ospiti, qui lo facciamo. Prego avvocato. Guarda Mirella, c'è ancora tanto valore nelle piccole e medie imprese del nostro territorio, un valore nascosto che sta nelle mani di chi ha creato aziende e prodotti che sono apprezzati e diffusi in tutto il mondo. Il problema grande è che nessuno finora li ha difesi e ha saputo difenderli, e per difenderli non intendo battersi i pugni sul petto dicendo che il Made in Italy è la cosa più bella del mondo e difenderlo solo a parole. Servono norme e tutele concrete. Oggi da 7 anni c'è una disciplina, una norma, una legge sul Made in Italy che è ferma in Parlamento e che nessuno sta portando avanti. Quindi io credo che sia veramente arrivato il momento di capire che questa è la vera ricchezza della nostra regione, l'inventiva dei nostri artigiani deve essere un asset che l'industria, la politica sanno e debbono saper sfruttare, debbono saper valorizzare. Oggi purtroppo non è così, lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo con la concorrenza sleale che viene fatta ai nostri piccoli artigiani in tutto il mondo, piccoli artigiani che si devono anche confrontare con una delle tassazioni più alte d'Europa e con un costo dell'energia che è il più alto d'Europa, e ancora oggi continuano a fare impresa in Italia. Solo per questo bisognerebbe fargli un monumento. Quindi io credo che questi siano i temi che nel 2026 la politica deve correre a risolvere, se non vogliamo vedere desertificato il futuro industriale del nostro territorio, della nostra provincia, della nostra regione, perché purtroppo siamo già sulla buona strada. Da settembre in provincia di Treviso si sono persi tanti posti di lavoro, speriamo che il 2026 porti una ripresa e la situazione non peggiori. Vedi avvocato, io qui davanti ho questo mazzetto di pino con all'interno, guardate bene, voi ve l'ho fatto già vedere, se vediamo anche la regia di inquadrarlo, c'è una piccola calla in vetro di Burano realizzata da questi mastri vetrai. Ringrazio e colgo l'occasione per salutare Sabrina, questa ragazza che ogni Natale, questa donna, arrivava con questi doni per la grande famiglia di Rete Veneta. Purtroppo ha avuto veramente un brutto colpo, è sul letto d'ospedale, ma i fratelli, le sorelle, la sorella Tiziana ha fatto sì che questo dono arrivi comunque a Natale a Sveglia Veneti, ed è arrivato questa piccola calla delicatissima, ripeto, in vetro di Burano, fatta da questa famiglia che nonostante le difficoltà e la disperazione del momento trova ancora la forza per portare un regalino, per far capire che esiste. Allora, cosa vuoi dire a Sabrina, che ha la televisione accesa, ci sono i suoi fratelli, di questo pensiero nonostante la gravità e soprattutto questa guerriera che deve farcela? Cosa vuoi dire tu, Alessia, Sabrina? Che anche nel momento del male ha la forza, ha tanta voglia di lottare, ha tanta voglia di lottare anche nel momento più peggiore della vita. Dai Sabrina che ce la fai, diglielo Alessia. Vedrai che mi auguro che ce la fai. Brava. Sara, cosa vuoi dire a Sabrina e a questa famiglia che nonostante tu in ospedale hanno confezionato questi per noi? Sì, nel senso complimenti a tutti, nel senso perché appunto in un momento di dolore stanno riuscendo a trovare la forza, che non è scontato, portare avanti il messaggio, e quindi complimenti a Sabrina e a tutta la famiglia, nel senso perché è fortunata ad avere al suo fianco delle persone che le vogliono bene e portano avanti il suo messaggio, cosa non scontata. Non scontata. Avvocato, lei cosa vuole dire alla famiglia, alla Sabrina e a questa grande famiglia che pensa sempre alle fragilità nonostante un momento drammatico? Perché questi siamo noi, questo è il Nord-Est anche. Prego.
E sono l'emblema della generosità della nostra gente, quindi un grande ringraziamento e è un orgoglio poter essere veneti come loro. Vedi avvocato, io tanti anni fa ero in piazza San Marco e vedevo tutta questa chincaglieria cinese e a due passi avevamo Murano, che hanno ucciso, fanno fatica a resistere e a sopravvivere, ma questa calla che voi vedete non riescono neppure a copiarla così bene, perché guardate, e lo dico qui a Alessia, è di una delicatezza, guardate, di una delicatezza, perché questo lo crei, questo non si può copiare la delicatezza viene dalle tue mani, ecco, puoi copiarla, ma sono convinta che non riusciranno a farla così. Prego avvocato, ma si è ucciso proprio il cuore pulsante del paese che è l'artigianato? Beh, che lo si sia ucciso ancora no, fortunatamente, che sia sotto attacco purtroppo sì, quindi ribadisco quello che dicevo prima, cioè serve un intervento veramente importante per salvaguardare il saper fare, che è la caratteristica della nostra gente, la caratteristica delle nostre imprese, le ha rese grandi nel mondo e le ha rese appetibili anche a qualche fondo estero che oggi arriva a fare shopping, e va benissimo se però promuove lo sviluppo di queste eccellenze, perché se poi queste eccellenze, il loro know-how, vengono portate via, vengono sradicate dalla loro terra, perdendone l'identità e danneggiando anche il nostro tessuto imprenditoriale, beh, questo è qualcosa che la politica dovrebbe davvero attenzionare con attenzione. Avvocato, ci spieghi ancora adesso, perché non siamo tanto così preparati, sappiamo la trasparenza, perché anche adesso le elezioni in provincia ci saranno in primavera, il presidente decade mi sembra a fine anno, come funziona? Cosa ci sarà in attesa del nuovo presidente? Come verrà eletto? E tanti dicono no, guardate che siamo noi che eleggiamo, no, non siete ancora voi, saranno ancora i sindaci per un'altra volta che eleggeranno il nuovo presidente. Guarda, spieghi, perché guarda che c'è confusione anche qua. Permettimi di fare un appello alla politica, quella di Roma. Sarebbe ora che le province tornassero ad essere elette direttamente dai cittadini. E questo perché oggi ancora la provincia viene vista dai cittadini come un ente che può dare delle risposte, anche se è stata svuotata di competenze e di soldi. Noi ci troviamo oggi ad essere amministratori nei nostri comuni e essere amministratori anche in provincia e a dover dare delle risposte importanti ai cittadini senza averne gli strumenti e soprattutto senza essere eletti direttamente da loro. Oggi il Consiglio provinciale è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci, così come lo è il Presidente. Il nuovo Presidente verrà eletto a febbraio e sarà eletto con la legge attuale, quindi dagli amministratori locali, perché la provincia è oggi un ente di secondo livello. Ci sono stati tanti tentativi in questi anni di riportare al voto diretto dei cittadini, alla democrazia diretta, le elezioni della provincia di tutte le province italiane. Finora non c'è stato un intervento decisivo. Io spero che il 2026 sia davvero l'anno in cui i cittadini tornino ad essere protagonisti della provincia, tornino a poter decidere di un ente che comunque deve e può dare risposte importanti. Come ci saluta, avvocato? Con quali auguri vuole fare alla grande famiglia di Sveglia Veneti? Io desidero ringraziare anzitutto te e tutti i tuoi collaboratori, Mirella, non solo di Sveglia Veneti ma anche del Banco Alimentare, e mi riprometto prima del 31 di venire a trovarvi direttamente a Sant'Artemio. Siamo aperti anche il 31, noi siamo sempre aperti. Ci sentiamo al telefono e vengo volentieri a portare il mio saluto, quello della provincia di Treviso, a te e ai tuoi volontari. E fammi salutare e fammi fare tanti auguri ad Alessia e Sara e a tutti i tuoi telespettatori. Che sia un Natale, che siano delle feste che possano riconciliare le difficoltà e farci dimenticare quelle che possono essere state le difficoltà e i dispiaceri di quest'anno, e soprattutto siano delle feste che ci facciano tornare ad essere una comunità unita e solidale. Grazie all'avvocato Fabio Maggio, vicepresidente della provincia di Treviso, di essere stato con noi. Grazie. Sentiamo Sara come ci saluti e poi chiude Alessia. Che auguri vuoi fare, Sara? Allora, innanzitutto grazie Mirella per averci chiamato qui. Auguri di buon Natale a te, a Dino e a tutta la famiglia di Rete Veneta. Ti sta ascoltando, salutalo dai. Ciao Dino e buona ripresa, e tanti auguri anche all'avvocato
Fabio Maggio, nostro, come diceva, concittadino, quindi ci rivedremo presto in quel di Pederobba. E cosa dire, che auguri fare? Nel senso, gli auguri lasciano sempre un po' il tempo che trovano, perché nel senso, se non siamo noi in primis a metterci, a porci con uno sguardo un po' più propositivo, è difficile. Non possiamo, l'augurio che posso fare è: non lasciamo che le cose ci scivolino addosso, perché sennò lì le cose non possono cambiare. Proviamo noi in questo nuovo anno a, anche se magari sono piccoli passi, piccoli gesti, a provare noi nel nostro piccolo a fare qualcosa, come ha fatto la famiglia di Sabina, nel senso, perché questo è un bellissimo gesto che ha fatto, che dimostra che non si è buoni solo a Natale, ma loro, se hanno fatto questo gesto, vuol dire che hanno cuore e passione tutto l'anno. Sentiamo Alessia, vedo che c'è un pacchettino. Che pacchettino è, Alessia? Questo è un regalo di Natale da parte nostra per la Mirella. Grazie, grazie. Lo devo mettere sotto l'albero, allora non lo apro. Fai come vuoi. No, io secondo te lo metto sotto l'albero o lo apro? Se resisti? Se resisto? Beh, Ale, è visibile cosa? Aspetta che c'è un'altra telefonata. Grazia da Venezia, vai Grazia. Buongiorno signora Mirella, sono contenta di riuscire a parlare con lei. Prego. La sto guardando alla televisione. Niente, le volevo chiedere, io sono rimasta vedova da 40 giorni e la pensione di reversibilità sono 15 giorni, 20 giorni che ho fatto la domanda. Lei potrebbe darmi qualche indicazione su quando potrebbe arrivarmi questa pensione di reversibilità? Allora, no grazie, ma basta che chiami un CAF, qualsiasi CAF, e loro ti dicono tutto. Devi andare a qualsiasi CAF, non so se sono aperti, ma oggi è la vigilia, penso di no, però la prossima settimana, quando è giorni lavorativi, prova a chiamare e loro ti diranno esattamente cosa sta succedendo per la tua pensione. La pensione di reversibilità di mio marito? Sì, chiedi a un CAF. Ah, devo telefonare, ormai adesso. Pensavo che voi no, ma sono loro che sanno, noi non possiamo sapere, ecco, già vedere la tua pratica e poi da quello loro, ma chiamali perché ti dicono fai un appuntamento e loro ti diranno le notizie che tu vuoi sentire e i tempi che ci saranno. Va bene, la ringrazio della sua gentilezza. Grazie, grazie a te cara, grazie, allora continuiamo. Intanto grazie veramente tantissimo, auguro anch'io buon Natale, tu cosa vuoi dire? Allora, è sempre un onore venire qui dalla Mirella e vi auguro a tutti buone feste e buon Natale e buon anno nuovo a tutti. Grazie, grazie a queste meravigliose sorelle, Alessia e Sara Michelon, di essere state con noi. Ruote libere, libertà in prima persona, proprio che loro hanno creato questa meravigliosa storia, una storia bellissima che dà l'opportunità alle persone in carrozzina di andare nei posti giusti e accolte nel modo giusto. Grazie anche a Fabio Maggio, l'avvocato Fabio Maggio, vicepresidente della provincia di Treviso. Pubblicità. Saluto veramente e ringrazio di essere qui con noi Valentina Pilon, sindaco di San Biagio di Calalta, neomamma. Facciamo i complimenti perché non abbiamo mai avuto modo di farli, di questo bel maschietto che si chiama? Vittorio. Vittorio perché è una vittoria anche del sindaco, riuscire a diventare mamma, mica cosa facile in un periodo vero. Così difficile per le donne poi in politica, nel lavoro. E saluto anche la dottoressa Mariana Martini, psicologa del traffico, che piacere rivederla dottoressa, quanto l'ho rincorsa, però capisco veramente anche lei con gli impegni che ha. Le ho fatto il regalo di Natale però. Bravissima dottoressa Martini e la ringrazio veramente perché sarà molto importante quello che ci dirà e infatti non a caso l'ho messa vicina al sindaco Valentina Pilon perché c'è qualcosa che non torna, troppi incidenti, troppi morti, ecco una psicologa del traffico importante, mi sembra che ne abbiamo 2 in tutta Italia, o sbaglio dottoressa Martini? Non è che abbiamo diciamo che siamo numeri. Sempre di più ma non abbastanza. E soprattutto dottoressa Martini non si riesce a capire e non ascoltare ecco, la buona educazione, i buoni metodi che voi cercate di dare con esempi pratici, ecco questi
tanti ragazzi che veramente corrono a velocità incredibile, bravi ragazzi, qualcuno ha detto beh bravi anche no, perché se un ragazzo va via a 150, 180 all'ora con altri amici vicino a lui non va proprio bene, non è un bravo ragazzo, non rispetta le regole. Cosa sta vedendo dal suo osservatorio importante? Qui ha un sindaco che oltre ai furti, i problemi degli incidenti gravissimi, ecco, dice di sì il sindaco. Prego, dottoressa Martini. Ma io sto riflettendo che da un lato stiamo probabilmente sbagliando il metodo, cioè come e quando e quanto spesso comunichiamo con il target giusto. Dall'altra però sto vedendo che siamo sempre più basati sulla performance, quindi correre a 150 con gli amici mette in secondo piano la sicurezza, perché porta in primo piano il farsi vedere, il farsi riconoscere dal gruppo dei pari, il fare notizia in un certo senso, e credo che questa sia una problematica trasversale, cioè noi siamo abituati e ci stiamo purtroppo abituando a quello che viene raccontato di noi, a prescindere da quello che poi sono i nostri valori, i nostri punti cardine. Per cui la sicurezza a volte viene vista come debolezza, cioè se io vado piano in auto non sono bravo perché consapevole, sono debole, sono incapace, non valgo abbastanza. Per cui io andrei a cambiare la narrazione anche della sicurezza stradale, proprio per arrivare a questo, al cambiare un po' il sistema, al vedere l'altro lato della medaglia e riportarci alla consapevolezza, perché poi se lo fanno gli altri, quindi se vediamo gli altri correre, se veniamo coinvolti in incidenti stradali per colpa degli altri sono delinquenti. Se lo facciamo noi abbiamo sempre una giustificazione, una scusa per aver corso in quel momento, magari eravamo in ritardo, eravamo con 1000 pensieri, 1000 cose da fare, però se ci pensiamo tutti abbiamo una vita pienissima e tutti rincorriamo il tempo che sembra scapparci di mano. Però quando guardiamo a noi, invece di mettere in primo piano questa nostra difficoltà di incastrare tutto, distrazione, umana distrazione, troviamo sempre una giustificazione che lo faccia sembrare meno grave. Ecco, quindi lavorerei sì sulla sicurezza stradale, ma in ottica di consapevolezza. Perché come possiamo colmare questa discrepanza tra quello che fanno gli altri nei nostri confronti, che poi su strada il 90% delle volte viene visto come aggressività. Non è di troppo tempo fa la notizia dell'ennesima lite per una precedenza mancata, ma se lo facciamo noi invece è meno grave, potevamo farlo. Come possiamo colmare questo gap di percezione? Io partirei da lì, soprattutto per le nuove generazioni che si trovano ad imparare a guidare da persone che sostanzialmente non lo sanno fare bene, perché obiettivamente per chi ha preso la patente 20 anni fa, infatti 30 anni anche fa, Gigi per non dire di Pirollo, più. che lei conosce, dottoressa, ha detto un conto è prendere la patente, un conto è saper guidare. Sindaco Pillon, cosa dice? Ecco, qui abbiamo un'esperta, sta cercando di mandare dei segnali molto importanti, però bisogna anche ascoltare, ecco, queste strade che sono diventate impraticabili e soprattutto anche quella segnaletica. Ci troviamo, come si raccontava l'altro giorno, 50, 70, 90, 50, pochissima distanza, rotondi infernali. Ecco, lei cosa vorrebbe dire? Lei, ecco, forse anche perché siete responsabili della salute dei cittadini, voi avete la patata più bollente di tutti, meno pagati di tutti con sta patata bollente. Ecco, cosa vede? Cos'è che veramente lei vorrebbe chiedere, sindaco? Allora, diciamo che secondo me ci sono due aspetti. Uno, e il primo è quello che condivido, sentite anche le parole della dottoressa, che è quello, insomma, che fa parte un po' delle generazioni più giovani e quindi della poca consapevolezza di voler cercare l'eccesso, di voler dimostrare attraverso l'alta velocità. E questo è un fenomeno che lo vediamo anche in altri ambiti, proprio a livello di nuove generazioni. Lo vediamo quando parliamo di baby gang o di altri fenomeni in cui la forza, il voler essere sempre migliore dell'altro, è come se fosse l'arma vincente per far vedere il proprio valore. E quindi è giusto innescare un processo di consapevolezza e di responsabilità che parta fin da giovanissimi, perché quando ci si mette alla guida non si è solo responsabili di se stessi ma anche di tutti gli altri, perché sappiamo
che la strada è un luogo comune, e abbiamo appreso proprio pochi giorni fa di quel terribile schianto in autostrada quando le due Porsche hanno purtroppo provocato una vittima innocente che però si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. E poi credo ci sia un altro aspetto, e che è quello delle nostre città, insomma, di quella che è la sicurezza urbana, ma allo stesso tempo anche della nostra viabilità, perché abbiamo delle strade che sono veramente dei rettilinei e che tante volte inducono all'alta velocità. Però in questo momento anche noi sindaci ci troviamo senza avere gli strumenti per poter contrastare questa alta velocità, nel senso che in alcune strade è possibile intervenire con degli interventi strutturali, quindi con dei dossi, piuttosto che con un'implementazione della segnaletica, piuttosto che con dei semafori a chiamata o quant'altro. In altre invece, dove la competenza non è comunale ma di enti sovraordinati, ecco che lì non possiamo intervenire direttamente e soprattutto alcuni interventi infrastrutturali non sono possibili. Il tema autovelox è un altro dei temi che si inserisce, perché sicuramente non è uno strumento che serve a fare cassa come tanti pensano, che i sindaci abbiano questa necessità. No, è una necessità per la tutela e la sicurezza pubblica, per l'incolumità, perché sicuramente è uno strumento che aiuta a mantenere un equilibrio. Non è lo strumento che basta, perché come sempre dovrebbe esserci una prevenzione a monte, una consapevolezza a monte di quelli che sono i rispetti dei limiti della strada. E poi credo anche che se tutti veramente rispettassimo i cartelli 50, 70, 90, anche se alcune volte, come diceva lei Mirella, cambiano in modo molto veloce questa segnaletica, però tanti incidenti sia stradali ma anche nei confronti dei pedoni non succederebbero, perché mettersi alla guida con tutte le norme insomma a posto, tra la cintura, l'attenzione, non usare i dispositivi elettronici, fare massima attenzione, fare attenzione quando ci si avvicina anche agli attraversamenti pedonali, soprattutto in questa stagione invernale in cui c'è molta nebbia, comunque che il buio arriva presto, e soprattutto anche fare attenzione al codice della strada, perché proprio l'altro giorno una signora mi raccontava che si apprestava ad attraversare sopra le strisce pedonali con le auto che si erano fermate, ma purtroppo qualcuno dietro, due macchine dietro, era già in fase di sorpasso, e quindi è chiaro che questo produce delle stragi nelle nostre strade. Quindi deve esserci da parte di tutti un passo indietro per farne 10 in più avanti insieme, perché ricordiamoci che la nostra vita è un bene prezioso e quindi dobbiamo salvaguardare la nostra, ma come dicevo prima quella di tutti, e non sono i 2 minuti di ritardo che possono cambiare le sorti del mondo, però tante volte invece non essere abbastanza prudenti, in questo caso sì, vengono cambiate le sorti della nostra vita. Allora io vorrei raccontare anche alla dottoressa Martini e anche al sindaco Valentina Pilon quello che mi ha raccontato una mamma che ha perso il figlio in un incidente stradale. Lei è tedesca e lei dice: ma in Germania non funziona così, gli autovelox sono nascosti, se uno sgarra arriva la sanzione a casa, tutti la pagano e soprattutto rispettiamo il codice della strada. Quando torno in Italia trovo il caos generale. Ma allora siamo proprio culturalmente così sballati? Perché è vero quello che stiamo raccontando, dottoressa Martini. Allora io raccontavo proprio poco tempo fa che una famiglia con un bambino in carrozzina lungo il Put stava attraversando su una zona pericolosissima, al che mi sono fermato e ho detto: ma siete fuori di testa? Ma come state attraversando la strada con questa creatura? Ah sì, è vero. E avevo le strisce pedonali, fa conto, a 30 metri. Ma siamo erano anche 2 sposi giovani, io non so, ho detto, ma siamo proprio fuori? Ma come funziona? Dottoressa, ma cos'è che non va in questo italiano, ecco, che predica molto a volte, ma invece dovrebbe, come dice lei, farsi un esame prima di uscire al mattino e non farsi le regole che vuole lui? Perché c'è il dottor Fogliadelli, il già procuratore, dice: ma quali strade? Se tu vai piano non è un problema la strada, sei tu il problema. Cosa dice dottoressa Martini? Qui ci sono 2 aspetti interessanti. Da un lato noi ragioniamo in ottica sanzionatoria, cioè quindi basiamo il giusto o sbagliato dei nostri comportamenti sul fatto che arrivi o meno la sanzione, ma sappiamo che la sanzione è
casomai una conseguenza. Purtroppo la tecnologia ci rema contro, abbiamo un Google Maps che ci segnala ogni autovelox e adesso anche gli appostamenti della polizia, quindi anche i posti di controllo della polizia. Per cui in realtà con un cellulare, come dicevamo prima, sempre a portata, diventa facile bypassare queste forme di controllo. Ecco perché parlavo di consapevolezza. Perché se noi basiamo il rischio o meno, e qua entra in gioco il concetto di percezione del rischio, sul fatto di ottenere o no la sanzione, adesso per carità, tra gli ascoltatori ci sarà qualcuno che di multe ne ha prese anche tante, ma la media ci dice che a livello di controlli per chilometri percorsi non sono così tante le volte che una persona viene fermata, viene controllata. Per cui questo diventa un far manforte al dire non serve. È una norma inutile, non serve, i cartelli di divieto nascono come funghi, i limiti di velocità cambiano dal giorno alla notte senza chiederci il perché di questi cambiamenti, perché purtroppo la percezione del rischio noi la valutiamo sulla base della nostra esperienza personale, e se da un lato diciamo che l'esperienza insegna, dall'altra, per fortuna, perlomeno su strada non possiamo pretendere di apprendere solo dall'esperienza, perché come ricordava il sindaco, a volte l'esperienza non ci dà modo di avere una seconda possibilità, per cui diventa fondamentale prevenire, apprendere prima, proprio per evitare situazioni di questo genere. Per cui la percezione del rischio, per quanto venga spiegata, purtroppo viene paragonata all'esperienza nostra e delle persone che abbiamo attorno, e questo ci porta a sottovalutare delle situazioni potenzialmente pericolose che per il solo fatto che viviamo quotidianamente vengono depotenziate, diventano normalizzate, che attenzione non vuol dire normali, perché la normalità è il rispetto delle regole e del codice della strada. Quando normalizziamo qualcosa vuol dire vabbè, si è sempre fatto così, non è mai successo niente, perché dobbiamo andare a cambiare la situazione. Altri stati, citava lei la Germania, hanno dei sistemi normativi diversi. Io porto sempre questo esempio: se ho il dubbio di essere passato col rosso al semaforo, istintivamente la prima cosa che mi viene da fare è guardare lo specchietto retrovisore. Perché? Perché se quello dietro di me è passato è meno grave, magari siamo passati tutti e due col rosso, ma il fatto che l'abbia fatto anche lui mi fa rendere la situazione meno grave. Se magari quello dietro di me si è fermato anche avendo il giallo, perché il codice della strada ci ricorda che con il giallo noi dobbiamo mettere in atto il comportamento più sicuro per tutti, quindi se riusciamo a fermarci ben venga, io vado in panico perché vuol dire che mi arriverà la multa, non che potrei aver fatto male a altre persone o rischiare l'incidente stradale. Viene ragionato tutto in ottica sanzionatoria di una sanzione che va a toccare il portafoglio. Il fatto che altri stati abbiano l'autovelox nascosti ovviamente va a bypassare il fatto che rientra in gioco la consapevolezza della persona a dover rallentare vicino all'autovelox per poi accelerare e riprendere la normale marcia distratta subito dopo. Molto chiara, dottoressa. Allora, sindaco, oltre a parlare di questo disagio, parlare dei furti, anche lei chi ne ha più ne metta, ma cosa si farà a Natale a San Biagio? Allora, no, parliamo anche di belle cose, sì, vero, di belle dottoressa cose. Martini? Perché è un sindaco che fa tantissime cose, veramente accelerato veramente tanto, anche per le fragilità soprattutto. Prego. Sì, allora proprio in quest'ambito, in occasione della manifestazione in cui abbiamo acceso il nostro albero di Natale, assieme ad Avis abbiamo riproposto un progetto che l'anno scorso vedeva coinvolti i bambini delle nostre scuole, che si chiama Regalo Donato. L'anno scorso è stato strutturato attraverso proprio uno scambio di doni che è avvenuto proprio in quel momento, invece quest'anno abbiamo voluto fare un passettino ulteriore, quindi abbiamo aperto questo progetto a tutta la cittadinanza e abbiamo voluto trasmettere il concetto di donare senza ricevere nulla in cambio. Donare a chi? Alle persone che sono più fragili, quindi questi pacchetti che sono stati raccolti in un numero molto consistente attraverso i nostri servizi sociali sono stati distribuiti agli assistiti, appunto, quindi a chi riceve il pasto a casa piuttosto che a chi riceve l'assistenza domiciliare, e poi proprio perché c'erano dei numeri importanti li abbiamo donati alle Caritas del nostro territorio, a quella di Olmi e a quella di San Biagio, in modo tale che potessero anche queste famiglie che magari si trovano in una situazione di fragilità
e di sofferenza ricevere questo pacco dove dentro c'era un oggetto caldo, un oggetto dolce, e la cosa più bella è che doveva esserci anche un messaggio con un pensiero gentile, in modo tale che chi appunto lo riceve possa scaldarsi il cuore attraverso questo piccolo gesto, però secondo noi dal grande significato. E quindi siamo molto contenti perché abbiamo visto come la popolazione ha davvero risposto in maniera molto importante. Questo significa che c'è grande sensibilità e anche grande solidarietà. E assieme alle scuole invece abbiamo riproposto un altro progetto che si chiama Io, Tu, Noi, un unico cuore di comunità, e ogni scuola del nostro territorio, dalle scuole dell'infanzia, quindi dai bambini più piccoli fino alla scuola media, hanno disegnato su queste tele proprio il concetto di comunità. E in questa occasione lo hanno anche spiegato. Adesso queste tele sono esposte in municipio, così anche i cittadini che non hanno partecipato alla manifestazione possono guardarle, possono ammirarle e possono anche capire come i bambini stessi riescono ad interpretare questo concetto. Noi ci teniamo davvero molto a lavorare su questi temi perché crediamo che in una società che è invasa dall'egoismo e dall'io, ricominciare a fare comunità e a fare rete possa essere uno strumento vincente, non nel breve ma nel lungo termine. Ed ecco che anche qui abbiamo accolto proprio poco fa Caffè Alzheimer, che è un altro dei progetti che mette insieme i comuni e che affronta le fragilità proprio in un'ottica di consapevolezza, di previsione, di prevenzione e anche di supporto alle famiglie che in questo momento stanno affrontando delle situazioni davvero complesse. E poi la scorsa settimana, proprio sabato, proprio nelle nostre due chiese, quella di San Biagio e quella di Cavria, abbiamo assistito a due bellissimi concerti di Natale, molto differenti tra loro perché uno coinvolgeva proprio i cori della frazione, quindi una cosa un po' più a dimensione territoriale, e un altro concerto invece che ci ha riportato nei salotti viennesi con le musiche di Strauss. Quindi direi che a San Biagio ci si prepara al Natale attraverso delle progettualità per condividere quello che è lo spirito del Natale, cioè la gioia e lo stare insieme, attraverso anche dei messaggi che siano di pace, di consapevolezza della complessità non solo del nostro paese Italia, ma che a livello mondiale stiamo affrontando. Quindi partiamo ancora una volta da quella che mi piace chiamare consapevolezza. Chi siamo oggi, che fortuna abbiamo e come dobbiamo impegnarci per preservare questa situazione. Sindaco, però, che lei abbia fatto una cosa molto importante, lei assieme a questa squadra, ecco, che la affianca. Avete intrigato la comunità è diventata partecipe, era lei che gestiva, ecco, questi bellissimi passaggi, ed è qua che forse la comunità voglia proprio di essere intrigata, di diventare protagonista, di essere lei in prima persona a gestire anche i progetti con voi. Cosa dice, Sindaco? Assolutamente sì, e aggiungo quindi affermando e approvando insomma quello che lei mi ha appena detto, che anche i commercianti, avendo avviato da 1 anno e mezzo il distretto del commercio, hanno partecipato ad un'altra iniziativa che è quella di addobbare le vetrine dei propri locali commerciali con lo stesso tema, quindi con il rosso, con i fiocchi rossi, con dei tendaggi rossi, e questo è partito inizialmente da pochi e poi invece si è diffuso sempre di più un po' a macchia d'olio. È chiaro che sono dei piccoli passi, però stiamo osservando proprio che c'è questo progressivo aggiungersi in corsa. Se c'è lui devo esserci anch'io, perché siamo così noi. E quindi quando ci sono le belle cose è chiaro che diventano dei volani positivi che coinvolgono tutti, proprio perché la comunità non parte dall'io, ma parte dalla condivisione, da riuscire a fare interagire tra loro persone diverse, associazioni diverse, realtà economiche e produttive diverse, perché abbiamo anche la fortuna di aver avuto delle sponsorizzazioni da parte delle aziende locali che ci permettono di organizzare queste manifestazioni a costo zero per la collettività. Quindi significa che le aziende stesse credono nel valore delle nostre progettualità. E non spendo i soldi pubblici, ma spendo quelli degli sponsor, che sono favolosi. Assolutamente. Molto bello. Allora, dottoressa Martini, non le sembra che forse
forse anche qua abbiamo bisogno che la politica investa. Noi abbiamo tanti mezzi a disposizione per capire l'importanza della sicurezza, ma costa. Se il sindaco di San Biagio avesse la possibilità di avere questi fondi per la sicurezza, portare nelle piazze questi meccanismi che abbiamo, che fanno capire veramente la slitta e tutte quelle cose importanti per far capire l'importanza della velocità, però mi sembra che si faccia poco. Tante parole, tanti foglietti, tanto parlare, ma agire in maniera diversa. Perché questi giovani vogliono provare l'adrenalina, non c'è niente da fare. Ecco, allora gliela facciamo provare quando è il momento giusto per capire anche a 50 all'ora quanto male può farti. Perché la politica investe così poco in parte su cose che forse dovrebbero essere più rinforzate con i mezzi che abbiamo a disposizione? Prego, dottoressa Martini. Ma mentre il sindaco parlava, facevo dei ragionamenti su come portare i meccanismi che sono stati ben attivati in occasione del Natale anche nella sicurezza stradale, perché in realtà non servono grandi strumenti, ma serve far sentire le persone proattive, parte integrante. Se ci pensiamo, spesso il codice della strada viene calato dall'alto e quindi questo calarci delle norme con delle sanzioni a chi è che piace? Cioè, obiettivamente ci sentiamo costretti ad accettare cose che magari a volte non sono ben capite. Mi spiego meglio. Abbiamo degli stampini per indicare gli angoli morti dei mezzi pesanti che abbiamo preso dalla vicina Francia, ma non vengono spiegati, per cui quando io formo autisti di professione loro mi dicono: ma noi sappiamo che il mezzo ha degli angoli ciechi, vero, ma le persone no, quindi rischiano di affiancarsi in modo pericoloso per sé e per gli altri, perché l'autista inconsapevolmente non nota questa persona, non c'è un angolo cieco, c'è un blocco proprio fisico, oggettivo se vogliamo. Se noi banalmente facessimo un incontro alla popolazione coinvolgendo autisti di professione nella formazione, nell'informazione, avremmo già risolto un problema di sicurezza stradale importante. Quindi non metterei tanto sul lato economico degli strumenti che vengono o verranno utilizzati, quanto proprio sulla possibilità di creare spazi di confronto e di condivisione che ci portino a riflettere su queste tematiche. Magari il sindaco la inviterà a parlare, perché lei è molto brava, è venuta anche all'ippodromo, ha tenuto una specie di conferenza per capire l'importanza della sicurezza. Cosa dice, sindaco? No, molto volentieri, anche perché è stato un piccolo momento, ma con i bambini della scuola primaria di Olmi abbiamo installato e inaugurato la panchina bianca proprio per il ricordo delle vittime della strada, ma quel momento non è stato, diciamo così, fine a se stesso, ma ha voluto avere l'intervento da parte delle forze dell'ordine nei confronti proprio dei giovani, e l'abbiamo fatto proprio con i piccolissimi, perché tante volte sono proprio gli adulti i meno responsabili, e quindi che siano loro testimoni e anche un volano positivo di regole, e ogni tanto dire: mamma, papà, guardate che state correndo troppo veloce, guardate che dobbiamo metterci la cintura, perché magari detto da proprio figlio ha una risonanza anche diversa, anche se può sembrare un paradosso, però la consapevolezza e quindi il senso di responsabilità che parte proprio da loro è fondamentale, e stiamo pensando anche di incentivare questi corsi di sicurezza stradale all'interno proprio delle scuole attraverso le nostre forze dell'ordine, ma perché no, magari attraverso anche l'ausilio di professionisti che possono dare quel valore aggiunto in più. Quindi colgo lo spunto, e grazie Mirella, ecco, magari la dottoressa poi mi passerà i contatti, perché proprio nelle nostre scuole dobbiamo iniziare da lì, tante sono le iniziative in campo anche affettivo, in campo proprio educativo, che per quanto riguarda per esempio la digitalizzazione, però la sicurezza, perché poi ricordiamoci che già i ragazzini usano il monopattino dopo l'ora del motorino, poi magari c'è la moto, che sono strumenti a mio avviso molto pericolosi, perché le due ruote penso che i dati statistici possano confermare che sono più pericolosi, insomma, della macchina. Però lei è diventata
mamma da poco, pensiamo anche a questi ovetti nelle macchine, mettere in sicurezza questa bambina che è sbalzata fuori, che è volata fuori, non si capisce se la mamma aveva messo in sicurezza. Ecco, quante cose da fare, Sindaco. Moltissime, tanto che io sono la prima quando devo mettere mio figlio in auto che tante volte magari lui è un po' infastidito e piange, dico ma perché devo proprio chiuderlo, legarlo, metterlo in sicurezza, tanto devo fare pochi metri, parto e vado. E invece no, perché magari sono proprio quei pochi metri che sono fatali e sono determinanti, e quindi ancora una volta la consapevolezza, quindi sposo appieno questo termine molto significativo che è stato usato in questo momento, perché fa la differenza. Quante cose, dottoressa Martini, che possiamo dire cercando, come dice lei, anche economicamente di investire nella parola che ti insegna la sicurezza. Ecco, anche questi ovetti, io ho visto queste mamme, perché piange, è perché faccio pochi metri. Anche qua bisogna capire che non è così facile come pensi tu. La prima cosa è mettere in sicurezza. Come ci saluta, dottoressa? Ormai siamo in chiusura, prego. Guardi, su questo tra l'altro ho un progetto, perché nella vita oltre alla psicologa del traffico faccio anche la psicologa perinatale, quindi supporto i neogenitori, e ho in ballo un progetto molto interessante, perché quando si diventa genitori cambia proprio il nostro cervello nell'ordine delle priorità che si pone, e come diceva il sindaco è facile che poi qualcosa, proprio per la fatica dell'essere neogenitore, venga tralasciato. Il problema è che se tralasciamo la sicurezza su strada diventa poi ancora più difficile affrontare le conseguenze. Quindi ho un progetto proprio dedicato a unire questi due ambiti in ottica di sicurezza. Se ci sarà modo ne parleremo meglio. Io mi farei e ci farei un regalo per Natale, che è proprio un po' il cambiare il punto di vista. È tutta una fatica, è tutta una richiesta, c'è tantissima burocrazia e dobbiamo tenere in ballo tantissime cose, ma se noi partiamo dall'esserci, dall'essere comunità, e riprendo le parole di prima, sicuramente riusciamo ad avere intanto meno pressione, perché non è tutto sulle nostre spalle, ma possiamo condividerlo e condividerlo con altri vicino a noi. Ma poi soprattutto riusciamo a vedere dei risultati in maniera più efficace, perché se ognuno fa il suo pezzettino, sicuramente riusciremo a creare e ad avere una risonanza maggiore. Quindi vorrei che la parola per questo Natale sia proprio condivisione, non solo della strada in modo civile, ma soprattutto di quello che possiamo fare per renderci in un mondo un po' più sicuro, un po' più condiviso, che possa essere qualcosa di bello, perché poi i problemi arrivano e ci arrivano addosso anche se non ce li andiamo a cercare. Se poi ci mettiamo il malumore di vivere il sistema strada, le difficoltà per arrivare al lavoro, non finiamo più. Devo salutare la dottoressa, ma devo far salutare anche il sindaco. Grazie veramente, dottoressa Martini. Spero che porti avanti questo progetto. I sindaci penso che saranno felici di venire a conoscenza. Sindaco, come ci saluta, con quale augurio? Allora, l'augurio che vorrei rivolgere a tutti i miei concittadini e non solo è quello di condividere questo Natale in famiglia, di fermarsi in un tempo, in una società molto frenetica. Abbiamo bisogno di stare con la nostra famiglia, condividere gli affetti e ogni tanto sapere che siamo delle persone fortunate, e quelle persone fortunate hanno l'obbligo, secondo me, di condividere la propria fortuna con chi è meno fortunato di noi, perdonatemi il gioco di parole, e quindi fare tutti quei gesti di altruismo e di vicinanza, perché purtroppo questo Natale vorrei mandare un messaggio alle persone più fragili, a chi magari lo sta passando in un letto d'ospedale, a chi non riesce ad arrivare a fine mese, e quindi a tutti loro il mio abbraccio più grande e davvero un segno di vicinanza. Che questo Santo Natale porti tanta gioia e tanta serenità a tutti. E la dottoressa Martini come vuole salutarla? Cosa vuole dire la dottoressa Martini? Allora, innanzitutto grazie per gli spunti che ci ha dato in questo momento, e sicuramente ne facciamo buon uso e accogliamo anche l'invito di Mirella. Magari potremo averla ospite nel nostro territorio, valuteremo in quale occasione. Ecco, quindi grazie per quello che ci ha dato. Grazie a Valentina Pilon, sindaco di San Biagio di Calalta, neomamma, che pensa anche alla sicurezza di questa creatura, che loro poveretti non hanno mai nessuna colpa, siamo noi che dobbiamo proteggerli. E
grazie anche tantissimo alla dottoressa Mariana Martini, psicologa del traffico, per questo importante progetto che sta portando avanti, perciò avanti tutta dottoressa come sempre, perché io so che lei è proprio nel pezzo. Grazie, auguri anche a voi, a voi a casa tanti auguri da parte di Mirella, ma veramente un santo Natale, venite tutti a vedere questo meraviglioso musical a Conegliano il 5 di gennaio, perché è un musical bellissimo sulle parole di Papa Francesco, autorizzato da Papa Francesco. Grazie, grazie e buon Natale a tutti voi. Ciao grande famiglia, siamo a Treviso e stiamo per controllare come è messa la nostra Manuela, visto e considerato che continua a chiamarmi e gridare aiuto, aiuto. Andiamo a vedere. Di scale, eccole qua. Ecco qua Manuela. Ciao Manuela. Ciao. Hai il cane che fa un po' rumore. Va bene. Ciao. Ciao cane. Manuela mi scrive, mi messaggia. Oggi ho fatto visita, il fisiatra è preoccupato, ha indetto una riunione con assistente sociale, medico di base e logopedista e fisioterapista e psicologa. Si chiama UVMD perché non ce la faccio più da sola. Allora Manuela mi ha scritto questo messaggio che io oggi ho letto, perché Manuela è in forte difficoltà, ha 2 figli, ma come sappiamo benissimo anche loro devono vivere, da fare la loro vita. Sì, sono giovane, non posso fare la bandante mia. E da sola non ce la fa. Allora Manuela, tu hai mandato questo messaggio, sei in forte difficoltà, soprattutto per questa casa che non arriva, perché le case che ti hanno proposto per te sono impraticabili, nel senso che dici, Mirella, se io non ho qualcosa fuori dalla porta, io come faccio a camminare, dove vado? Devo avere un punto di riferimento, una farmacia o un alimentari, un qualcosa. Secondo punto, mi mettono su dei posti che io con certe persone non riesco a integrarmi. Allora, cosa vuoi dire? Io per esempio qui io ho quasi tutto, ho la signora di fronte che ogni tanto mi dà una mano, ho al supermercato quando faccio la spesa, non tanta spesa, mi aiutano perché sbaglio i prezzi. Se vado alla cassa una signora mi dice 3 euro, ma non lo dice a me, lo dice alla signora di fianco. Io penso che lo dica a me. Sbaglio sulle cose, come si dice? Dovresti essere un po' più seguita, Manuela. Io avrei bisogno di qualcuno che sta con me. Vorrei fare un giro in centro, ma non ce la faccio perché mi metto a piangere. Mi sento persa. È come se avessi bisogno di qualcuno per mano, sempre non è una bella sensazione, ve lo posso assicurare. Io non ero così. Il dottore ha detto di ragionare come sei adesso. Io provo ma non ce la faccio, è difficile accettare che io devo... Ma piccole cose, sai, per esempio il sabato e domenica sono sempre a casa da sola. Mi piacerebbe avere qualcuno con cui passeggiare in centro, bere un cappuccino, non grandi cose, piccole cose, sai, stare in mezzo alla gente. Allora il dottore ha detto che non posso prendere l'autobus, non posso andare in macchina. Perché non puoi prendere l'autobus? Perché ho un equilibrio precario. Non posso camminare tanto da sola, non posso andare in bicicletta. Allora, raccontiamo per chi non ti conosce che tu sei stata operata per ben 2 volte al cervello, hai avuto un forte ictus, è una persona normalissima con un lavoro, sì, facevi l'infermiera, sì, allora, all'improvviso è crollato tutto. Tutto, capisci, mi è mancata la quotidianità, per esempio a volte la mattina mi sveglio e dico ma che giorno è oggi? Non mi ricordo, devo pensare che giorno è. Per fortuna ho 2 cagnolini piccoli che mi fanno scandire la giornata, nel senso che oggi ho un compito, capisci? Però stare da sola è una bruttissima cosa. Le colleghe lavorano tutto, hai visto la Roberta, hai visto la Silvia che mi sono utili. Perché l'accompagno ogni tanto al banco solidale, perché Manuela si faceva voler molto bene, sono tutti affezionati a Emanuela perché Emanuela è una brava persona che si è sempre comportato bene. Adesso dà qualche numero, ogni tanto ha dei numeri, ma, sì, ma dobbiamo anche scusarla. Perché è dovuto al fatto della lesione che ho avuto, esatto, sulla parte emotiva. Allora, l'appello che vuoi fare qual è? Allora, prima di tutto al sindaco Mario Conte, che appello vuoi fare al sindaco? Io vorrei che
Beh, ci sono tante case qua vuote al primo piano, tantissime, è pieno tutte quante qua. Cioè tu vorresti anche rimanere qua perché è un quartiere anche servito, però un piano terra perché 2 rampe di scale non ce la puoi fare. Faccio tanta fatica, mi tocca lasciare giù le cose, chiamare i figli quando sono a casa perché lui studia e lei lavora. Ascolta Manuela, e soprattutto al governo, cosa chiederesti tu con questi problemi? Cosa dovrebbero fare per aiutare le persone come te? Ce ne sono veramente tante. È pieno. Ti pensi che per 40 centesimi mi hanno tolto l'assegno di malattia? 40 centesimi. E allora che appello vuoi fare? Ma tanto non te lo ridanno neanche per 30-40 centesimi. Me lo ridiano, che senso ha? Sono 100% validi, me lo togli per 40 centesimi, ti rendi conto? Allora Manuela, tu hai detto io non ce la faccio Mirella perché ho anche debiti, ho incontrato debiti perché durante la malattia mi sono successi tutti i colori, con questa invalidità che ho, con questo che riesco a recepire, che sono quanti soldi? Con 700 euro in 3. Pensate, è aumentato anche l'affitto? L'affitto è aumentato, hanno detto che è giusto così, però è tanto, è triplicato. Pago l'acqua, ho dovuto sospendere le spese dell'acqua perché non ce la facciamo. 400 euro di gas. Allora Manuela, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Grazie. Che ti farà respirare ancora una volta perché avevamo promesso, noi sosteniamo queste persone in maniera che anche loro respirino in attesa di una sistemazione migliore, perché questo deve succedere, perché Manuela ha proprio bisogno di aiuto. Manuela deve essere assolutamente aiutata. 2 operazioni al cervello, problemi enormi, il cuore che va e non va. Cosa vuoi dire Manuela? Il cuore è stato operato, sono stata operata anche il cuore. Cioè più di così? Io ho l'acqua che cade anche in bagno, ho chiamato 2 volte, non vengono. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta che ancora una volta ti aiuta, questa grande famiglia? Io purtroppo non riesco più a sorridere dopo questa lesione, ho un po' di difficoltà, però fate conto che io sorrido per la felicità, con il cuore. Non riesco più a fare, non mi viene più il sorriso da quella volta perché ho ancora la bocca che intanto non riesco più a fare. Quando vedo delle persone sorridere sono felice perché loro riescono, io non riesco più a fare così, non ce la faccio. Vorrei tanto ridere ma non ci riesco. Però un grande ciao Silvia. Sì, un ciao a tutti quanti e mi raccomando non mollato perché come io sono uscita dallo itus non sono ancora cioè devo ancora finire perché hanno detto che devo convivere con questa cosa. Conviverò, farò. Vediamo, e io la cosa che chiedo poi è serenità che ancora non ce l'ho nonostante tutto quello che ho passato. E con queste parole di Manuela noi vi salutiamo, ciao e ancora grazie, grande famiglia di Rete Veneta.